Eccoci qua. Buonasera a tutti, benvenuti al primo dei seminari del Centro Studi Rive. Quest'anno inauguriamo un nuovo tema di ricerca e avremo l'occasione di ascoltare tanti ospiti. Il tema che quest'anno abbiamo scelto di approfondire è quello dell'opera corale. Cercheremo di indagare essenzialmente questa idea che un po' si oppone alla tradizione degli studi, forse una tradizione anche un po' vecchia, dell'opera come frutto del genio del singolo grandioso, straordinario artista. Invece cercheremo di approfondire che cosa significa la creazione in questa dimensione corale, ma non soltanto la creazione, perché corale è anche poi la ricezione dell'opera, e naturalmente opera è una categoria ampissima che non contempla naturalmente soltanto le opere che hanno a che fare con le arti, per così dire, visive. Ecco, questa è quindi la sfida del seminario di quest'anno. Come vedete qui avete la locandina dei vari appuntamenti che avranno luogo più o meno con cadenza mensile. Saltiamo il mese di gennaio perché in realtà a gennaio accoglieremo un altro appuntamento della rubrica Gli ospiti di Rive, e poi si riprende a febbraio. Adesso non sto a dettagliarvi tutti gli appuntamenti perché non voglio assolutamente rubare tempo al nostro relatore, che è venuto appositamente da noi, appositamente per noi da Roma, quindi voglio lasciargli tutto il tempo che merita, perché sono sicura che sarà un seminario importante. E quando abbiamo deciso di affrontare quest'anno questo tema, abbiamo subito pensato a lui per un inquadramento metodologico della questione. Michele Di Monte è storico dell'arte e curatore delle Gallerie Nazionali d'Arte Antica di Roma, Palazzo Barberini e Galleria Corsini, dove è anche responsabile dell'area educazione e ricerca. Si è laureato in lettere all'Università La Sapienza di Roma, ha poi conseguito il dottorato all'Università Ca' Foscari, dove ha anche insegnato a contratto dal 2004 al 2010 e ha insegnato naturalmente iconografia e iconologia. Avevo il grande onore e anche onere di sostituirlo, perché questo insegnamento adesso lo tengo io. Dal 2005 al 2011 è stato docente a contratto di teoria e tecniche della comunicazione estetica all'Università di Roma Tor Vergata, e attualmente insegna comunicazione estetica museale per il Master of Art della LUISS di Roma. Si occupa principalmente di teoria e storia dell'arte, con particolare riguardo agli studi rinascimentali e alla pittura veneta, ma si occupa anche di estetica, specialmente quella di area analitica, di ontologia ed epistemologia dell'arte, di teoria e percezione delle immagini, di visual culture e di museologia. Michele presenta un seminario che ha un titolo molto affascinante, che è Sciami d'arte, opere, estetica e intelligenze collettive, e penso che oggi in qualche modo ci metterà un po' in crisi, ma insomma è quello che aspettiamo da lui, quindi anche perché già nel suo abstract ha in qualche modo toccato un punto interessante. Forse più che parlare di opere corali si potrebbe concentrare l'attenzione sulla questione dei rapporti tra singolarità e collettività. Io gli lascio dunque immediatamente la parola, ringraziandolo tantissimo per essere venuto. Allora, ho licenza di togliere la maschera, vero? Giù la maschera, perfetto. Allora, grazie, mi sentite? Sì, benissimo. Allora, grazie naturalmente a Valentina per l'invito a partecipare a questa iniziativa che mi sembra particolarmente promettente specialmente quest'anno per la particolarità del tema, un po' appunto, come ha detto Valentina, in qualche misura anche un po' inedito. Poi ci torneremo subito su questa questione. Quando infatti ho accettato molto volentieri l'invito di Valentina a così tenere questo primo incontro della serie, soprattutto appunto perché mi è stato chiesto di cercare di così, tener conto di una dimensione generale, ovviamente, introduttiva e quindi anche un po' problematica. Ho pensato che sarebbe stato appunto preferibile, più che presentare dei casi di studio, come succede, delle analisi, che pure potrebbero essere ovviamente interessanti e prospettare ovviamente dei problemi,
ho pensato che sarebbe stato meglio mantenersi su un discorso più generale, che quindi inevitabilmente non è chiaramente la solita excusatio, sarà un pochino più astratto, se volete, appunto un pochino più generale, ma spero possa essere comunque utile, perché quello che cercherò di fare è di evidenziare delle questioni. Ecco, naturalmente in poco più di un'ora non è che si possa pretendere di prospettare delle soluzioni, tutt'al più, ecco, di sollevare delle questioni, dei problemi e vedere come questo concetto generale, così molto plastico per tanti aspetti, anche di difficile definizione, ma suggestivo, qual è appunto quello dell'opera corale, di vari sensi che ovviamente questo tipo di concetto può assumere nelle varie declinazioni che si possono appunto delineare anche in termini applicativi e operativi. Penso che la cosa interessante è capire come questo aspetto sollevi delle questioni che intercettano e intersecano, ed è un punto che a me sta particolarmente a cuore, penso anche a molti di voi, problemi teorici e problemi pratici. Anzi, diciamo, l'interconnessione di questioni metodologico-teoriche e questioni applicativo-pratiche, operative, è un fatto essenziale. Un approccio di questo genere, la scelta di un tema di questo genere mi sembra assolutamente promettente. Poi spero appunto che ci sia anche il tempo eventualmente di discuterne in maniera più così, circostanziata, se ci sono ovviamente osservazioni, domande, critiche o altro. Allora, procediamo. Lo diceva già adesso Valentina, già evocare il tema della coralità o della molteplicità, della collettività, adesso poi vedremo meglio di specificare anche l'uso di certi termini, significa naturalmente confrontarsi con una tradizione che chiaramente è strutturata secondo delle agende, secondo delle preferenze, delle priorità si sente? Sì. Delle priorità appunto teorico-pratiche che hanno una loro storia, una loro tradizione, talvolta anche di lungo periodo, e talvolta hanno anche delle, come dire, idiomaticità geografico-culturali. Insomma, la storia dell'arte che si insegnava, si è praticata in Italia negli ultimi 30-50 anni, è diversa da quella che si è praticata negli Stati Uniti o in area diciamo germanica, per esempio, o francese, eccetera. Ma queste sono delle ovvietà. Quello che si può dire a proposito della coralità, chiaramente qui non intendo fare una storia del concetto di coralità o ricostruire eventualmente una storia di questo concetto rispetto agli studi storico-artistici, che sarebbe altro compito. Quello che posso dire molto essenzialmente è che il tema della pluralità, appunto, del carattere collettivo o multiplo, diciamo così, per quel che riguarda la storia dell'arte in particolare, non è stato tanto frequentato, almeno non è stato tanto frequentato quanto invece è stato esplorato in altri ambiti, poi magari ci torneremo, altri ambiti che riguardano per esempio la letteratura, in particolare il teatro, i film studies o in generale diciamo i problemi di estetica filosofica più ampia portata. Per quanto riguarda precisamente la storia dell'arte, questo aspetto è rimasto un pochino più marginale. A parte appunto quello che ha potuto comportare in termini anche diciamo di preoccupazioni tecnico-pratiche. Da una parte per esempio gli studi di storia dell'arte di orientamento sociologico, qui le slide servono soltanto come promemoria, insomma per evidenziare certi concetti e certi termini. Dicevo appunto la storia dell'arte di indirizzo sociologico, che pure in Italia è stata praticata in varie forme, in maniera anche importante, ha tenuto conto anche di questi aspetti, che naturalmente però si concentravano soprattutto e si continuano a concentrare su, diciamo così, una dimensione socio-economica, cioè vale a dire lo studio delle pratiche di produzione, dei meccanismi di produzione, delle logiche di produzione all'interno di certi scenari, dove appunto quello che conta è studiare per esempio l'organizzazione del lavoro, la suddivisione del lavoro, come si arriva, diciamo così, quali sono i rapporti fra chi produce l'opera d'arte, come ci si procura i materiali, come si organizza appunto il lavoro.
E ovviamente in questo caso le unità plurali per definizione sono appunto le botteghe, le altre forme di corporazione. Poi appunto è chiaro che il contesto veneziano si presta utilmente da questo punto di vista proprio perché l'organizzazione del lavoro, della produzione artistica, diciamo artistico tra virgolette, perché poi qui il termine andrebbe qualificato, passa spesso attraverso forme di collegialità di vario genere. La bottega è la struttura più tipica, più ovvia, persino più diffusa, chiaramente non solo a Venezia, però a Venezia, come sapete, ci sono anche le scuole, ci sono anche altre strutture che appunto hanno una dimensione plurale e quindi c'è un'interazione fra l'aspetto produttivo nel senso stretto del termine e l'aspetto produttivo che riguarda per esempio la committenza, che pure è un tema largamente battuto anche diciamo, nella storia dell'arte italiana, in particolare qui a Venezia. L'altro aspetto che diciamo, il tema della coralità solleva, e contrario potremmo dire in questo caso, è quello dell'attribuzionismo, a proposito di tradizioni geografico-culturali specifiche. E qui chiaramente il tema, la tradizione italiana ha una sua, diciamo così, altisonante pretesa. L'attribuzione perché chiaramente laddove il problema della produzione artistica si comincia a declinare in termini di pluralità, ovviamente si tratta di capire chi ha fatto cosa. Adesso chiaramente non pretendo di risolvere il problema dell'attribuzionismo in questi termini, però per quel che riguarda la tematica che ci sta a cuore in questo momento, il tipo di approccio che mira ovviamente a una definizione, diciamo, catalografica o biografico-catalografica delle responsabilità del singolo artista rispetto alla realizzazione dell'opera o delle opere, è evidente che appunto laddove ci siano casi di collaborazione più o meno stretta, più o meno difficilmente individuabile, questo ipso facto pone una sfida al conoscitore, chiamiamolo così, che insomma deve discernere, deve sceverare il contributo dell'un artista rispetto a quello dell'altro, del maestro rispetto all'allievo, eccetera. Questi sono casi abbastanza evidenti. Quindi niente di nuovo. Ora, quello che mi interessa qui invece però sottolineare è che entrambe queste preoccupazioni, ecco qui l'ho chiamata l'ossessione del cartellino, insomma, che sia quello appunto del catalogo, sia quello museale, ma insomma il problema è quello di appiccicare un'etichetta e quindi stabilire appunto nel modo più preciso possibile chi ha fatto cosa. Questo tipo di approccio parte da certi presupposti, che sono presupposti di carattere appunto, come dicevo prima, teorico-filosofici in qualche misura, anche se non sono dichiarati, sono presupposti taciti, ma non per questo meno rilevanti. E hanno naturalmente, come tanti presupposti di natura teorico-filosofica, una tradizione che può essere molto complicata, molto complessa, molto articolata, anche di lunga durata, e Valentina prima accennava anche alla vecchiezza, diciamo così, di certi paradigmi, e non è qui il caso di rifarne la storia. Però possiamo, per essenzialità, ricordare che appunto il tema così, diciamo, tradizionale del rapporto fra autore e opera è pensato nella tradizione che scende dall'estetica moderna, quindi dal Settecento in poi, fino al XX secolo, è pensato appunto come un rapporto fra un autore individuale che produce un'opera individuale. Questo perché appunto l'opera è, in quanto condizione, e così può diventare, in quanto esito di questo scenario, può diventare appunto l'espressione del singolo individuo. È la teoria del rispecchiamento che forse qualcuno di voi ricorda anche nelle sue formulazioni appunto teoriche più celebri. E così allo stesso tempo dal punto di vista della ricezione, diceva prima Valentina, dal punto di vista degli interpreti, che siano gli storici, i filologi o semplicemente gli spettatori, osservatori di ogni epoca, è chiaro che concepire il rapporto opera-autore in termini individuali significa anche appunto aver
spianato la strada, si fa per dire, diciamo così, aperto la strada a un tipo di interpretazione che ha come oggetto principale quello della chiarificazione, diciamo in termini generali, dell'acquisizione, dell'accesso e dunque della spiegazione di quello che è il significato dell'opera, in quanto è stato messo lì intenzionalmente appunto dall'autore. Ecco, qui c'è un vincolo strutturale fra la capacità, la possibilità, le condizioni di possibilità di interpretare l'opera e il fatto che quest'opera sia in qualche modo espressione, diciamo così, i suoi contenuti siano stati pensati da un autore che li ha congegnati in un certo modo e che volontariamente o involontariamente, qui ci sono questioni naturalmente che riguardano poi i modi dell'interpretazione, non entriamo troppo dentro a questa questione che è complessa, però diciamo volontariamente o involontariamente l'opera rivela qualcosa di strutturale che riguarda appunto la visione, chiamiamola così, artistica dell'autore. No? Di nuovo, individualità risponde ad individualità, che significa in questo caso identità biografiche, anche evidentemente, ma non solo. L'altro presupposto tacito, che pure fa condizione di possibilità per quello scenario che abbiamo individuato, che possiamo già chiamare appunto un modello paradigmatico, perché diventa anche normativo, sia in termini appunto esplicativi, sia in termini operativi, e la dissociazione, talvolta anche qui implicita, non sempre tematizzata apertamente, fra il momento ideativo e il momento esecutivo. Anche questo, diciamo, è stato largamente studiato, insomma, non c'è bisogno di evocare altri termini come appunto il rapporto fra inventio e elocuzio, azio, eccetera. Insomma, il modello di ispirazione retorica ha fornito, diciamo così, storicamente tutta una serie di categorie e di strutture concettuali linguistiche che consentono ancora meglio di articolare questa problematica, che però passa appunto dall'esigenza di allentare un vincolo di intrinsecità fra appunto il momento dell'ideazione, che fa capo evidentemente all'autore, e il momento esecutivo che potrebbe anche far capo a qualcun altro, eventualmente salvando però la dimensione autoriale. Quindi in un certo qual senso qui autorialità e autografia non sono strettamente la stessa cosa, se per autografia intendiamo ciò che letteralmente il termine dovrebbe implicare, cioè il fatto che l'autore è anche colui che realizza da cima a fondo l'opera. E invece sappiamo bene che le cose possono essere più complicate, motivo per cui c'è bisogno appunto di poter rispondere a delle eventuali obiezioni e soprattutto tener conto dei casi nella loro differenziazione. E a proposito di casi, allora quello che a noi interessa in questa sede è vedere appunto di sondare quali sono i limiti esplicativi di questo modello paradigmatico, che per quanto possa essere vecchiotto e sorpassato, però di fatto, come spesso succede, anche i modelli vecchi e superati non sempre automaticamente dileguandosi o, diciamo così, venendo archiviati come superati, poi mettono capo a modelli immediatamente nuovi o immediatamente praticabili. Insomma. E per esplorare i limiti esplicativi di questo tipo di modello, di questo tipo di approccio, conviene esplorare per l'appunto i casi limite, come si dice, diciamo, quel tipo di casistica più o meno liminare che però appunto pone delle questioni che possono avere una ricaduta invece sul problema di carattere generale. E questi sono problemi che appunto questa casistica solleva, che riguardano, e questo è quello che io vorrei provare sinteticamente a discutere oggi, diversi tipi di livelli, che riguardano appunto, e forse variamente, diciamo così, articolabili e non tutti affrontati negli stessi termini, insomma, diciamo talvolta anche più o meno trascurati. Il primo aspetto, che forse è quello più trascurato di tutti nell'ambito della storia dell'arte, forse per ragioni comprensibili, è quello ontologico. Cioè in che modo il problema dell'opera corale riguarda propriamente lo statuto dell'opera. Che cos'è l'opera? Quando noi parliamo di opera, appunto Valentina diceva ci sono vari modi. Ecco, allora questa coralità in che modo incide, in che modo condiziona il nostro diciamo così, approccio al concetto stesso di opera. Poi c'è un problema genetico-poietico scritto qui, cioè il problema produttivo, appunto.
cioè il rapporto, abbiamo già detto, fra l'opera e chi la produce, chi ne è il responsabile, no? Chi ha il credito, diciamo, della creazione e della realizzazione. E poi naturalmente la questione della coralità e della molteplicità investe lo statuto estetico dell'opera, dove qui per estetico non si intende tanto, diciamo così, un aggettivo di carattere valutativo che riguarda la bellezza o la bruttezza dell'opera o la sua valutabilità, appunto, in termini di merito, quanto proprio, secondo l'accezione etimologica antica del termine, estetico qui si intende il modo in cui l'opera si manifesta, si palesa e viene recepita, viene percepita e viene apprezzata dai suoi destinatari, che sono appunto gli spettatori, e che già peraltro, lo dico ovviamente per inciso, ed è stato già accennato, costituiscono ovviamente un, come dire, momento indispensabile alla dinamica di realizzazione dell'opera stessa, per cui il momento poetico e il momento estetico, il momento ricettivo per così dire, sono indispensabili proprio per pensare la dinamica funzionale, la storia, la vita stessa dell'opera, e in questo senso, e già da questo punto di vista, sarebbe sufficiente a ricordare quanto la dimensione dell'opera sia una dimensione anche implicitamente già collettiva. Non esistono opere che non siano destinate a nessun pubblico, e dunque la dimensione del pubblico, ancorché in termini impliciti, è già in qualche maniera consustanziale all'opera stessa e la rende quindi, almeno potenzialmente, un'opera di destinazione pubblica, dunque collettiva, perché il pubblico ovviamente non è mai un pubblico astratto così generale, ma è sempre un pubblico che è legato a certe pratiche, a certe forme, a certe attitudini, a certe istituzioni, a certe ovviamente dimensioni sociali. E va bene. Dunque, tutte queste questioni naturalmente ricadono su un problema di identità. No? Cioè, qual è l'identità dell'opera, qual è l'opera corale e qual è l'opera non corale, quali sono gli autori singoli o gli autori plurali, cioè un problema appunto di definizione identitaria. Allora possiamo provare a, se questa è una via buona per riflettere e per ragionare su questa problematica, possiamo provare a chiederci appunto a quali condizioni possiamo dire che un'opera è propriamente singola, cioè è non corale, non multipla, non collettiva. È chiaro che ci sono qui molti modi di parlare di collettività o di molteplicità o di pluralità dell'opera d'arte più specificamente, ma non solo. Chiaramente qui quando parliamo di opera do per inteso che parliamo principalmente di opere d'arte, o almeno presunte tali. Allora, è chiaro che ci sono abbiamo detto vari modi, varie modalità. Per esempio bisognerebbe distinguere, ed è una cosa che in ambito di filosofia dell'arte è stata fatta, fra regimi autografici e regimi allografici. Adesso qui uso i termini tecnici, ma non c'è bisogno ovviamente di approfondire troppo, tanto l'importante è cogliere il problema. Quando si parla di opere autografiche si parla di opere appunto come quelle di cui ci occupiamo noi in quanto storici dell'arte tradizionale, per esempio dei dipinti, per esempio delle sculture. Un'opera autografica è tipicamente il dipinto di Paolo Veronese. Paolo Veronese fa un dipinto, magari lo firma pure, quella è un'opera autografica in quanto ha un'istanziazione singola, è quell'opera lì. Non è replicabile. Se chiaramente io facessi una copia del dipinto di Veronese avrei realizzato una cosa che non è l'opera di Paolo Veronese, è un'altra opera. Può essere molto simile, può essere persino indistinguibile, adesso qui diciamo andiamo un po' veloce, però certamente è un'altra cosa. Se io tento di replicarla addirittura in maniera fraudolenta, creo tutt'al più un falso, che può essere poi eventualmente smascherato più o meno. Questo significa che appunto l'opera autografica dipende strettamente dal suo supporto fisico, quasi si identifica col suo supporto fisico, e quell'opera lì non può essere che questa. Però questo regime riguarda soltanto certi tipi di opere, ben inteso. Tra l'altro riguarda solo certi tipi di opere con le quali pure noi ci confrontiamo. Pensate invece, per esempio, tanto per fare un esempio di altro genere allografico, alla stampa, l'incisione. No?
è chiaro che quando Tiziano, tanto per rimanere nel contesto venido, realizza o produce, diciamo così, una matrice, incide, fa una xilografia, e chiaramente quella xilografia non è ancora l'opera così come noi la intendiamo. Qui il tema della ricezione diventa importante. Chi è che guarda, contempla la matrice? La matrice ha un interesse tecnico, filologico, ma l'opera non è la matrice, l'opera è la stampa. E la stampa può essere replicabile un tot numero di volte, magari non all'infinito, perché sappiamo che poi c'è un consumo, c'è un intervento che può essere legale, su questo torneremo, di carattere, diciamo così, normativo da parte dell'autore, che decide che un certo numero di copie possono essere legalizzate e altre no. Però in linea di principio l'opera è replicabile senza perdita di identità. Questo vale a maggior ragione per altre forme ancora, pensate alla letteratura. Ovviamente la mia copia qui della, che ne so, dell'Orlando Furioso, ovviamente l'identità dell'opera Orlando Furioso non dipende dal fatto che sta scritta in questo mio volume, e neanche nel vostro e neanche in quello di qualcun altro, e neanche nell'originale, nel manoscritto, posto che si conservi ancora, che conserva, diciamo così, la notazione originale che l'autore avrebbe pensato appunto come matrice. Quindi l'identità dell'opera in questo caso, nel caso allografico, è un'identità virtuale, non dipende dal singolo supporto, ma può essere replicabile in qualche caso su supporti anche molto differenti. Non c'è bisogno che io faccia tanti altri esempi. Pensate alla musica, no? La Sinfonia 40 di Mozart non sta da qualche parte, non può essere conservata da qualche parte, neppure identica allo spartito, tantomeno allo spartito inizialmente creato dall'autore, che semmai è appunto un sistema di notazione per istruzioni, ma l'opera è opera nel momento in cui viene eseguita, e può essere eseguita dovunque, da chiunque, in qualunque momento. Questo significa che, per esempio, in questo momento ci possono essere, non, badate bene, 1000 opere di Mozart differenti che vengono, diciamo, localizzate in qualche parte del mondo. C'è una sola opera, che è la Sinfonia 40, ma che ha un'infinità di istanziazioni possibili. Questo significa che c'è una differenza fra l'identità formale, ciò che fa sì che un'opera di Mozart è quell'opera di Mozart, e la sua identità numerica. Ce ne possono essere 100.000 di istanziazioni. Così anche l'identità materiale, in questo caso, intrattiene dei rapporti diversi con l'opera, perché con l'identità formale, perché in questo caso appunto l'opera di Mozart ha uno statuto materiale virtuale. Certamente quando si esegue ha bisogno di un supporto fisico. Se non ci fossero le onde sonore, se non ci fosse la carta per la stampa, naturalmente l'opera non sarebbe fruibile. Questo però non significa che l'identità dell'opera dipende propriamente da quel supporto. Quindi, come vedete, c'è un carattere di molteplicità o di coralità che riguarda le forme di, diciamo, istanziazione, per usare un termine tecnico, o il rapporto fra tipo, cioè l'identità singolare, e le occorrenze che possono incarnarla, che possono realizzarla. Ora, il caso della pittura è interessante perché appunto, e qui ci sono varie posizioni che si possono assumere, che sono state assunte, perché la pittura si considera un caso canonico di opera autografica. Abbiamo fatto l'esempio prima. Tuttavia è anche vero però, se vogliamo complicare un po' lo scenario, che anche nel caso della pittura l'identità formale e l'identità materiale non sono esattamente la stessa cosa. Per esempio, tutti sapete bene, soprattutto chi si occupa anche un po' di questioni che riguardano il restauro, la conservazione, eccetera, che, tanto per tornare all'esempio di prima, il dipinto di Veronese, che può essere un dipinto su tela, montato su un telaio, incorniciato in un certo modo, costituito materialmente da un tot tipo di pigmenti distribuiti fisicamente sulla superficie della tela in una certa maniera, costituisce un tipo di oggetto che non è immediatamente identificabile, intuitivamente identificabile, con quello che noi chiamiamo l'opera di Veronese. Perché questo è il supporto fisico, no? È quello che potremmo chiamare il dipinto.
ma il dipinto non è ancora l'opera, no? Se io modifico il dipinto ha, diciamo, in quanto oggetto tridimensionale, ha delle proprietà fisiche che non sono necessariamente le proprietà estetiche dell'opera. Per esempio il dipinto di Veronese può essere commovente, no? Non so, per esempio il Cristo nell'orto di Brera, è un dipinto appunto che io posso considerare malinconico, commovente, drammatico, eccetera. Queste proprietà non si predicano del supporto fisico, non posso dire che la tela è commovente, che il legno è commovente, cose di questo genere. Adesso non vado tanto oltre perché la questione ci interessa lateralmente, ma solo per dire che la questione della allograficità o dell'autograficità della pittura può essere sub iudice e non è detto che debba essere così appunto automaticamente e senza residui considerata come una forma appunto di arte autografica, dicevo, quindi non moltiplicabile. Ci possono essere tanti, io personalmente per esempio sostengo, ma non lo devo fare qui, questo non l'ho fatto altrove, ma certamente non è questa la sede per addentrarci in questo problema, che invece anche la pittura può essere una forma allografica. Però questo adesso serve soltanto a ricordarci appunto i vari modi possibili in cui naturalmente la singolarità dell'opera può articolarsi, ecco, diciamo meglio in questo modo. Allora, il punto qual è, se le cose stanno così? È che per quanto noi possiamo appunto pensare in termini plurali, in termini di molteplicità, in termini di multiplicità dell'opera, questo però non significa ancora che noi possiamo rinunciare, e lo abbiamo già visto negli esempi che abbiamo appena fatto, a un'idea di unitarietà dell'opera o di singolarità individuale dell'opera. Anzi, quando noi parliamo, ed è un fatto, diciamo, ex vi termini potremmo dire, cioè un fatto di implicazione logica ovvia, quando noi parliamo di opera corale o di opera multipla, presupponiamo già, eo ipso, che ci sia ovviamente un'opera singola, altrimenti in che senso l'opera corale può essere qualcosa di diverso dall'opera singola? E anzi, il concetto di coralità dell'opera ha un altro presupposto, un'altra implicazione, cioè quella che esistano delle unità che possono essere composizionalmente articolate e assumere un ruolo subordinato rispetto a un ruolo sovraordinato che costituisce appunto la coralità dell'opera. L'opera può essere costruita, diciamo, da più parti, da più pezzi, possiamo dire così. Però questi pezzi devono avere una loro identità. Quindi diciamo che anche se assumiamo la suggestione, ed è stato spesso fatto ed è un approccio che io trovo euristicamente particolarmente utile e particolarmente forte anche sotto il profilo appunto epistemologico, cioè il modello dell'organicità. Ecco, dobbiamo tener conto che quando parliamo di organicità ci confrontiamo con un problema, uso il termine tecnico, mereologico. La mereologia è lo studio delle relazioni, per dirla proprio in maniera molto semplice, adesso non voglio entrare ovviamente in complicazioni tecniche di metafisica, è lo studio della relazione tra le parti e il tutto. Quindi quando ovviamente noi parliamo di opera, presupponiamo delle scelte, anche se non siamo del tutto consapevoli, delle scelte di natura mereologica. Cioè abbiamo deciso che nel nostro tipo di linguaggio, nel nostro tipo di approccio, esiste un certo tipo di relazione fra appunto elementi unitari e composizionalità di questi elementi per avere insiemi più grandi. Naturalmente anche questo è un aspetto non scontato, non ovvio. Si può discutere, adesso magari vedremo qualche altro esempio. E intanto perché? Perché non basta che ci sia un insieme X di elementi per costruire un'unità di ordine superiore, un'unità sovraordinata. Qui appunto ho scritto c'è differenza fra l'aggregato o l'insieme, chiamiamolo genericamente, e invece una unità di ordine superiore che in gergo tecnico, in filosofia, si dice emergente. Cioè, detto in altri termini, richiamandoci a una tradizione che risale almeno al settimo libro della metafisica di Aristotele, quando la somma delle parti è superiore
Cioè quando il tutto, scusate, è più della mera somma delle parti, noi abbiamo qualcosa di emergente. Può essere una proprietà, può essere un oggetto, però è chiaro che c'è differenza. Come diceva, c'è un esempio famoso dell'epistemologo matematico francese Poincaré, diceva la scienza è costituita dai fatti, così come una casa è costituita dalle pietre. Però è chiaro che così come un ammasso di pietre non è una casa, così un coacervo di fatti non fa ancora scienza. Quindi è ovvio che bisogna capire quali siano queste relazioni e quali siano le categorie in cui queste relazioni appunto si ordinano. Naturalmente è chiaro che ci sono vari tipi di modelli a cui ci si può riferire. Il titolo che io ho scelto, Sciami d'arte, naturalmente non è del tutto casuale o solo suggestivo, perché proprio cavalcando, utilizzando, sfruttando la metafora organica, biologica, si può fare appello a una serie di ricerche che sono state condotte e che sono oggi abbastanza vitali, diciamo così, che riguardano proprio quei fenomeni di sciame, come si dice, no? Sulla scorta di studi biologici, soprattutto in ambito entomologico, anzi ancora più precisamente in ambito mirmecologico. Forse qualcuno di voi ha sentito parlare qualche volta di un entomologo che si chiama Edward Wilson, che ha studiato le formiche, il più famoso mirmecologo vivente, il quale appunto ha messo in evidenza come organizzazioni di questo genere, come appunto la colonia delle formiche, l'alveare, lo stormo degli uccelli, le mandrie o un banco di pesci, eccetera, hanno delle proprietà che appunto possono essere considerate emergenti, cioè queste unità di ordine superiore fanno delle cose che i singoli non possono fare. No? La formica da sola ha un'intelligenza molto limitata e quindi delle possibilità operative estremamente povere. Non di meno invece la colonia, l'insieme delle formiche, può fare delle cose che appunto sembrano straordinariamente ingegnose o comunque anche tecnicamente assai più complesse di quello che è possibile al singolo organismo. Ci sono appunto delle cose che l'insieme può fare, che l'unità superiore può fare, la singola no. Pensate a vabbè, ho citato Aristotele, mi vengono in mente esempi aristotelici. Negli analitici c'è una bellissima immagine a proposito delle pagoghe, dell'induzione, quando la schiera dell'esercito, della falange si disorganizza, si sparpaglia, c'è un caos. Però nel momento in cui i soldati ritrovano la loro posizione, si auto-organizzano, e la cosa il punto è interessante, la falange si ricompatta e viene fuori una cosa che prima non c'era. Una cosa che può fare, ha delle capacità, ha delle proprietà, diciamo così, efficaci, i filosofi direbbero dei powers, che il singolo non può avere. Per esempio, appunto, la falange può fare manovra, può manovrare, il singolo soldato non può fare niente di tutto questo. Gli esempi sono banali. Ci sono in ambito artistico, per tornare al nostro campo, un'infinità di forme, diciamo, emergenti da questo punto di vista almeno. Pensate per esempio, che ne so, al cinema, appunto. Un film è un'unità complessa da questo punto di vista, che prevede delle unità subordinate. Anche banalmente, che ne so, i fumetti, stesso discorso, il teatro, il dramma, tutta una serie di altre forme espressive artistiche si presentano con queste caratteristiche. Per quanto riguarda le arti visive o le arti figurative o semplicemente le arti plastico-figurative, basta pensare appunto al caso della cattedrale, che è stato oggetto di tanti studi anche da questo punto di vista. Basterebbe ricordarsi il saggio famoso di Meyer Shapiro a proposito di coerenza, perfezione, unità, che tratta tra i vari esempi anche quello della cattedrale, su cui poi magari torneremo. Ecco, è evidente che la cattedrale è un organismo in un certo senso, no? Dove sta il tutto qui? Dove sta l'opera? Se consideriamo la cattedrale un'opera, allora dobbiamo considerare, diciamo così, come subunità una serie di altri elementi. Per esempio le statue, qui vedete il portale della cattedrale di Strasburgo. Si può la singola statua si può considerare alla stregua appunto della singola opera di Tizio, Caio, Sempronio, però inserita in questo contesto ovviamente
l'insieme degli elementi non è semplicemente un insieme di sculture, una galleria di sculture, è qualcosa di più, cioè si coordinano per creare un'unità di livello appunto di complessità e di proprietà, non solo estetiche, di tipo superiore. Anzi, in questo caso, nel caso della cattedrale, sono proprietà anche di carattere funzionale, che peraltro di nuovo ridondano sul tema della collettività, perché anche qui, parafrasando la battuta di prima di Poincaré, un conto è una cattedrale intesa come struttura architettonica pura, un conto è una cattedrale intesa come cattedrale. La cattedrale ha una funzione che ovviamente, in quanto istituto religioso, struttura a carattere religioso, che non ha una struttura puramente, astrattamente architettonica. Affinché possa essere una cattedrale, affinché possa essere una chiesa, ha bisogno di una collettività che la frequenti in un certo modo, se ne serva in un certo modo. Senza una collettività, senza un insieme, per esempio, un sistema di credenze, la cattedrale non esiste come cattedrale, è un ammasso di pietre, diciamo così. Può essere bello, può essere brutto, può essere alto, basso, ha proprietà fisiche, ha certamente anche alcune proprietà estetiche, ma sarebbe carente sotto il profilo funzionale per il quale noi lo riconosciamo, che è anche un profilo istituzionale. Quindi, diciamo, l'identità istituzionale dell'opera già implica appunto un livello di collettività più complesso rispetto a quello a cui abbiamo fatto cenno prima. Insomma, da un certo punto di vista la cattedrale è l'opera corale perfetta, potremmo dire. Tanto più perché, magari ci torniamo, è ovvio che sotto il profilo poietico, sotto il profilo genetico, la cattedrale raramente, quella di Strasburgo, quella, o il pinnacolo della cattedrale di Ulm che ho messo nell'immagine che ho costruito per la locandina, naturalmente di rado la cattedrale è l'espressione della volontà artistica o anche, diciamo così, del disegno artistico di un solo autore. Su questo appunto spero di tornare tra un momento. Però ecco, diciamo, ci sono opere che sono collettive da più punti di vista e a diversi livelli. Allora, appunto, il caso della statua. Se io invece vi faccio vedere la Pietà di Michelangelo, è ovvio che la Pietà di Michelangelo si impone automaticamente come opera e appunto rappresenta quel caso paradigmatico che abbiamo detto che ci è più familiare e sono quelli che chiameremmo da un punto di vista, diciamo così, di approccio psicologico alle distinzioni concettuali, opere focali. Ci sono gli esempi focali e gli esempi periferici. Gli esempi focali sono quelli che ci aiutano a fissare, no? Quando io dico pensate a un uccello, voi pensate a un uccello che ha delle caratteristiche standard, tra le quali, che ne so, quello di avere le ali, volare, eccetera. Non pensate come in prima battuta, non pensate al kiwi, perché chiaramente, o allo struzzo, perché quelli sono, diciamo così, casi, anche se poi il problema è stabilire se lo struzzo e il kiwi siano effettivamente uccelli, però diciamo da un punto di vista psicologico preferiamo fissare la nostra attenzione su casi prototipici, anche se appunto fissarsi sui casi prototipici significa rischiare poi di appunto perdersi i casi periferici che possono essere rilevanti. Allora, se è vero che l'opera per antonomasia di Michelangelo può essere un'opera così, che ha appunto una sua identità a tutto tondo, ecco qui in questo caso anche letteralmente, ci sono anche opere così. La Volta della Sistina che cos'è? È un'opera, è una somma di opere, appunto è un'unità di ordine superiore rispetto a quelle di ordine subordinato, diciamo di ordine inferiore, oppure come la vogliamo qualificare? Pur essendo l'espressione, ho scelto Michelangelo apposta perché sappiamo, non so quanto sia diciamo realistico, però diciamo, la tradizione vuole che, come sapete, Michelangelo se la sia dipinta da solo la Volta della Sistina. Non di meno è chiaro che appunto in questo caso l'articolazione strutturale dell'opera pone un problema appunto di singolarità e o pluralità o comunque di composizionalità e appunto di livelli mereologici, come abbiamo detto. Naturalmente, oltretutto, ci sarebbe da dire, e lo abbiamo già accennato parlando della cattedrale, che questo tipo di opera si iscrive a sua volta in una struttura più complessa. Quali sono le relazioni che sussistono fra la volta della Sistina e le pareti della Sistina? No? Un ciclo di opere, come sapete,
è un ciclo, ma è semplicemente quando ci esprimiamo così parliamo di ciclo perché appunto intendiamo un insieme, ancorché coordinato, di opere distinte. Però è chiaro che appunto ci sono casi che possono essere più o meno sfumati, no? Tintoretto alla Scuola di San Rocco realizza un'opera che è un insieme di pezzi, di opere diverse, o in quel caso l'unità è più stretta, diciamo così. Ecco, il punto è come misuriamo questo grado di integrazione, se c'è modo di misurarlo, ben inteso, o se invece deve restare un concetto sfuggente, vago, inoperativo dal nostro punto di vista, che è quello, abbiamo detto, dell'analisi della genesi dell'opera, ma anche appunto i problemi interpretativi che non dobbiamo dimenticare, restano sullo sfondo. Quando noi interpretiamo, e questo credo interessi voi ricercatori prima di ogni cosa, quando noi indaghiamo il significato storico, il valore storico, il significato artistico, eccetera, naturalmente dobbiamo tener conto di qual è l'oggetto, a quel livello si situa, a quale livello si situa l'oggetto che stiamo studiando. Quindi queste questioni hanno una ricaduta poi sotto il profilo così ermeneutico. E va bene. Oppure, ecco, se la Sistina è un esempio che può in qualche modo suggerire delle opzioni riguardo alla sua strutturazione interna, per esempio un affresco barocco, come qui cito cose di casa mia, l'affresco del Trionfo della Divina Provvidenza di Palazzo Barberini, di Pietro da Cortona, è un'opera di dimensioni non certo grandi come quella della Sistina, ma quasi, che appunto pone un problema di questo genere. È una singola opera, come può essere un singolo dipinto dello stesso Pietro da Cortona, il dipinto da cavalletto o appunto una pala d'altare, o è un insieme di cose, e dunque io in che misura devo tener conto di questa struttura se voglio interpretarla? Dunque, qui io mi limito ovviamente, come vi ho detto, a proporre una serie di problemi più che una serie di soluzioni, anche perché per ognuno di questi casi naturalmente ci sono pro e contro, ci sono aspetti che possono essere considerati da un punto di vista, ma ci sono ovviamente altrettanti aspetti che possono essere considerati da altri punti di vista. Per ognuna di queste questioni, anzi per ognuno di queste singole opere, dovremmo fare un dibattito seminariale. Ora qui io mi limito molto velocemente, anzi spero di essere abbastanza in tempo, a suggerire appunto delle questioni. Abbiamo visto che anche opere complesse come queste naturalmente possono essere l'espressione, la produzione di un singolo punto di vista, di un singolo autore. Michelangelo, per quanto appunto la sua opera possa essere complessa, è pur sempre lo stesso Michelangelo. Pietro da Cortona può aver realizzato opere singole e opere multiple, ma è sempre Pietro da Cortona. Naturalmente c'è anche l'altro problema, c'è anche l'altro aspetto che stavamo esaminando, abbiamo accennato parlando della cattedrale. Si danno anche casi in cui gli autori non siano necessariamente singoli. Questo pone un problema appunto di qualificazione dello statuto dell'autorialità o eventualmente della autografia. Perché ci sono casi di autorialità multipla, ci sono casi di coautorialità, c'è un problema, qui anticipo, poi ci soffermiamo un momento su ognuno di questi, c'è un problema, l'ho messo in inglese per evitare, diciamo, soluzioni che poi suonino strane in italiano e possono rischiare di essere fuorvianti, fra, diciamo, autorialità e creatività, però se dico creatività in italiano uno subito pensa a qualche altra cosa, quindi fra authorship e creatorship, che è una cosa che, diciamo, nella letteratura specialistica individua un problema particolare. Così come ci sono problemi che riguardano per esempio lo status dei collaboratori, gli esecutori, quelli che partecipano alla realizzazione di un'opera a vario titolo. Ecco, il problema è stabilire come individuiamo e come valutiamo il titolo e come questo titolo condiziona il nostro modo di considerare, di interpretare, di ricercare, di segmentare l'opera stessa. Allora, qualche caso banale e a tutti noto, presumo, appunto, e storicamente anche documentato e rivendicato persino. Il fregio di Palazzo Magnani a Bologna, realizzato dai Carracci,
Annibale, Agostino e Ludovico, alla fine del Cinquecento, è un'opera ad autore, diciamo così, multiplo. Però chiaramente questa pluralità di autori, per esempio, è diversa da una mera molteplicità numerica. Io adesso ecco, per capirci, voglio chiarire la differenza tra autorialità multipla e coautorialità, no? Si possono fare tanti esempi, vorrei andare veloce. Per esempio, una pagina di Wikipedia, sarà un'opera d'arte, alcune lo sono molto poco, diciamo così. La pagina di Wikipedia è un'espressione tipica di un'opera ad autore multiplo. Chiunque fregnone ci mette la mano e cambia, secondo, diciamo, una prassi ovviamente controllata, però aumenta, modifica, aggiusta. Non è detto che l'autore X sappia precisamente quali fossero gli intenti dell'autore Y, anzi si danno casi di voci che hanno una struttura dal punto di vista della coerenza tematica, per esempio, ambigua, perché magari ci sono intervenuti talvolta persino contraddittoria, perché all'inizio si dice una cosa e alla fine se ne dice un'altra, perché se il controllo non è perfetto, appunto la pluralità autoriale implica qualche volta anche il mancato coordinamento, per esempio da un punto di vista semantico, da un punto di vista ideologico, da un punto di vista appunto interpretativo o altro. Ma questo si potrebbe dire a proposito, adesso Wikipedia è l'esempio più banale forse, ma proprio la rete, proprio il web, il digitale ha consentito la creazione di opere che sono nate per essere costruite in maniera collettiva. Addirittura per essere costruite in maniera collettiva a un livello estremo, cioè al punto in cui per esempio i vari autori non sanno quello che fanno gli altri. Quindi diciamo l'opera è il frutto un po' stocastico, casuale, di un'interazione che è certamente collettiva, ma che appunto è nata, è stata pensata, magari più o meno provocatoriamente, proprio per produrre effetti imprevedibili dal punto di vista del singolo autore tradizionale, appunto del genio singolo. È chiaro che rispetto a questa possibilità, la coautorialità invece è contrassegnata da che cosa? Da una condivisione degli intenti. I vari autori possono essere 1, 2, 3, 4, 5, non ha importanza, sono chiaramente mossi dal desiderio di produrre un'unica cosa che abbia una sua coerenza, che abbia una sua leggibilità in termini appunto interpretativi e in termini operativi. Però appunto questo non significa che gli autori debbano sacrificare necessariamente la loro identità, anche se qualche volta appunto programmaticamente questa identità può restare anonima in un certo qual modo, no? È proprio quello che avrebbero, a quanto dice Malvasia, avrebbero rivendicato i Carracci, quando è stato chiesto loro di dire chi aveva dipinto il fregio appunto di Palazzo Magnani, la galleria appunto degli affreschi, avrebbero risposto e dei Carracci l'abbiamo fatto tutti noi. Quindi diciamo appunto questo noi, questa identità plurale è evidentemente l'espressione di certamente una concordia, un allineamento, però anche appunto di una mancanza di un singolo individuo. Non è né Annibale né Agostino né Ludovico, ma tutti e tre insieme. È chiaro che in questo caso, diciamo, l'unità di intenti, non c'è bisogno adesso di soffermarci su questo caso specifico, dipende dal fatto che appunto c'è anche una sorta di appunto impegno programmatico, come sappiamo, per quel che riguarda i Carracci. Però la coautorialità può essere dettata anche da ragioni contingenti e può anche mettere insieme autori che non siano nati nello stesso milieu o comunque si siano formati precisamente allo scopo di lavorare insieme e di costruire un gruppo, di costruire una scuola, appunto come è stata poi quella dei Carracci. Oppure ecco come quella degli eredi Spauli, dipinto ovviamente della cena in casa del fariseo, forse lo conoscete, che se ne è riparlato qualche anno fa dopo il restauro in occasione della mostra appunto veronesiana, che oggi è conservato appunto a Verona nel palazzo comunale. Ed è appunto un prodotto ecco, di bottega, come si dice in questo caso, non in senso dispregiativo, in senso tecnico, perché appunto sappiamo che
ci hanno lavorato. Quando Gabriele prende il pagamento per la tela, dice lo abbiamo fatto noi abbiamo fatto. Quindi evidentemente chi loro, Benedetto, Carlo, Gabriele, gli Eredes Pauli. Gli Eredes Pauli, come sapete, si firmano proprio così, diciamo, sono un gruppo che lavora appunto coautorialmente. E in questa dimensione le singole identità si fondono, si condividono, diciamo così. Ci sono delle share intentions, per usare un termine tecnico. Dicevo però appunto che ci sono anche altri casi. Qui purtroppo le dimensioni sono un po' falsate. Questo è un dipinto che oggi è esposto proprio recentemente, l'abbiamo esposto a Palazzo Barberini, tanto per tornare ogni tanto dalle mie parti, che rappresenta la chiesa del Gesù, i festeggiamenti organizzati dal cardinale Antonio Barberini nella chiesa del Gesù per il centenario 1639-1640, per il centenario della fondazione dell'ordine dei Gesuiti. E questo dipinto fu commissionato appunto dalla famiglia Barberini. Antonio Barberini era il nipote del Papa Urbano VIII, deliberatamente, immagino, non sappiamo precisamente quali sono state le condizioni della commissione, anche se il dipinto è documentato, è stato commissionato appunto ad Andrea Sacchi, che era uno dei pittori di fiducia, insieme a Pietro da Cortona, pittore di fiducia della famiglia, a Filippo Gagliardi e a Jan Mill, che era un pittore di origine di Anversa, che però lavorava a Roma. Ecco, in questo caso, peraltro dai documenti sappiamo che la prospettiva, diciamo la costruzione prospettica del dipinto si deve a Filippo Gagliardi, le figure principali a Sacchi e il restante, come dicono i documenti, a Giovanni Miele, a Jan Mill. In questo caso, appunto, i tre autori hanno formazioni diverse, indirizzi diversi, interessi diversi, però evidentemente collaborano, forse perché è stato chiesto di fare così, e questa collaborazione si traduce in un'opera singola, individuale. Ovviamente noi potremmo, se qualcuno non ci avesse detto che è un'opera a tre mani, avremmo potuto scambiarla per un'opera tradizionale, l'opera tipica di cui parlavamo prima, paradigmatica, e invece si tratta di un'opera collettiva, in un certo qual modo. Ed è interessante il fatto, vorrei sottolineare il fatto che qui c'è appunto una relazione tra la possibilità di scambiare un'opera collettiva per un'opera singola. Quando è che noi ci rendiamo conto che un'opera è collettiva oppure no? Solo perché lo dice un documento? Quindi c'è una dimensione, di questo poi magari torniamo, c'è una dimensione visibile, una dimensione estetica, al di là appunto dell'aspetto poi puramente, diciamo così, filologico, della distinzione della mano X o della mano Y. Io parlo chiaramente di un livello più ampio che riguarda la coerenza estetica, la coerenza tematica, la coerenza semantica dell'opera, non tanto il fatto che appunto si possa morellianamente individuare centimetro per centimetro dove ha messo le mani chi, insomma, posto che si possa fare, posto che sia, diciamo, un po' più che opinabile come realmente è. E va bene. Da questo punto di vista, per le questioni che stiamo discutendo, lo scenario cinquecentesco, che è quello che ci riguarda più direttamente, che riguarda voi più direttamente, è abbastanza interessante. Perché? Perché è uno scenario di transizione da un certo punto di vista. Rispetto al modello paradigmatico dal quale siamo partiti, il Cinquecento, per non dire il Rinascimento, è categoria, come sapete, siccome c'è Augusto Gentili che è collegato, non lo uso il termine Rinascimento. Il XVI secolo è una fase critica da questo punto di vista, perché è una fase che prospetta diciamo così, degli aspetti ambivalenti o controversi, se volete. Perché da una parte è il momento in cui lo spirito oggettivo, per così dire, della critica artistica prende corpo nella trattatistica, nelle sue varie forme. E la storia dell'arte comincia a qualificarsi appunto come operazione discorsiva che ha una sua strategia e ha delle sue regole, quindi ha delle sue tecniche, ha anche dei suoi, diciamo così, modelli di riferimento, ovviamente pensando a Vasari, tanto per dirne uno. E il modello biografico è un modello che condizionerà pesantemente la storia dell'arte così come noi la facciamo. Naturalmente per Vasari era più semplice assumere anche implicitamente un modello biografico di autorialità singola, perché è più semplice scrivere le vite in quella maniera. Se assumiamo, chiaramente, se no altrimenti
se avesse deliberatamente scelto un altro modello, probabilmente avrebbe scritto una cosa più alla Wörthling, diciamo una specie di Kunstgeschichte ohne Namen, diciamo così, no? Se avesse prevalso un altro tipo di approccio. Il modello biografico finisce per condizionare anche i modi in cui la storia dell'arte si può descrivere, organizzare, eccetera. Da parte degli artisti, anche questo è documentato, c'è un bisogno che è in primo luogo di ordine sociale, anche se poi è economico-sociale, ma certamente è un problema di prestigio, di feticcio del prestigio, avrebbe detto Elias o Bourdieu, che riguarda appunto l'intellettualizzazione della pratica artistica. Gli artisti tendono, queste sono banalità, insomma, le ripeto giusto per mantenere un filo, tendono ovviamente a potersi affrancare dallo status di artigiani meccanici e aspirare a quello che invece si attribuiva per esempio ai letterati, ai poeti, ai musicisti, eccetera. Quindi questo tentativo naturalmente ha un costo, no? Distinguere le arti liberali e le arti meccaniche, individuare il lavoro manuale come ciò che caratterizza più specificamente il meccanico rispetto all'artista qualificato, all'artista intellettualmente qualificato, ha delle conseguenze. Pensate, c'è un passo di Leonardo abbastanza interessante in cui appunto quando confronta i meriti della pittura rispetto alla scultura, il solito gioco del paragone, che poi verrà ripreso più sistematicamente da Benedetto Varchi alla metà del secolo, già nel trattato di Leonardo ci sono tutta una serie di considerazioni e ad alcune di queste oggi potrebbero sembrare forse ridicole, immagino che anche allora a qualcuno saranno sembrate tali, però all'epoca si spiegavano. Quando Leonardo dice il pittore è superiore allo scultore perché non si sporca, perché può dipingere davanti al suo cavalletto vestito bene, elegantemente come un gentiluomo, mentre invece, pensava a Michelangelo evidentemente, lo scultore deve stare dentro il suo laboratorio, scalpello alla mano, coperto di polvere di marmo, e quindi naturalmente è più vicino al vile meccanico di quanto non lo sia il pittore, che al contrario. Capite bene quanto sia strumentale e estrinseca, diciamo così, l'argomentazione, però è indicativa dell'aspetto conflittuale che si va delineando rispetto allo statuto del lavoro manuale nella definizione dell'identità dell'opera, che è ambivalente, come vi dicevo, perché ancora nel Cinquecento e gli stessi trattatisti, lo stesso Vasari, dedica ampie pagine al problema della tecnica e l'abilità tecnica, la bravura, la destrezza, il dominio, il magistero tecnico della realizzazione manuale è ancora un criterio valutativo e definisce ancora un'assiologia dei valori. Però nello stesso tempo appunto questa assiologia viene considerata positivamente da un lato, però problematica dall'altro, e quindi si cerca di affrancarsi da questa dimensione, da quella dimensione manuale artigianale, appunto chiamiamola craftsmanship, per non dire semplicemente artigianato, che è nozione che verrà sviluppata più tardi, diciamo, comporta quella dissociazione di cui parlavamo prima, la dissociazione fra momento ideativo e momento esecutivo. La ricaduta estrema di questa posizione, molti di voi già l'avranno capito, è per esempio l'estetica crociana, dove ovviamente l'artista crea l'opera quando la pensa, anzi meglio, scusate, quando la intuisce. Il momento esecutivo è puramente pleonastico, è ridondante, e, diciamo così, ci può stare ma ci può anche non stare. Qualcuno di voi ricorderà che nella letteratura primo novecentesca, non solo italiana ma anche tedesca, circolava questa battuta che lo stesso Croce ha ripreso a proposito di una domanda che viene ripresa da un testo di Lessing, e cioè se Raffaello sarebbe stato lo stesso Raffaello anche se non avesse avuto le mani. Questo per dire, diciamo così, il punto della questione. Se assumiamo che Raffaello è Raffaello per quello che pensa, per quello che gli viene in me, per la sua immaginazione visiva, più che per la sua esecuzione, è chiaro che questa dissociazione si è consumata completamente. Per quel che ci riguarda, questo ha una ricaduta, perché appunto comporta la possibilità di considerare l'autorialità
indipendentemente dalle modalità di produzione, come abbiamo detto all'inizio, di produzione meccanica dell'opera, di produzione materiale dell'opera. Il caso di Tiziano, chiaramente scelgo questo perché forse è il più noto, il più popolare, ma se ne potrebbero fare tanti altri, e in particolare, dicevo, rispetto al contesto della pittura veneta, è particolarmente eloquente, anche rispetto a quell'ambivalenza alla quale ho appena accennato. Perché? Perché sappiamo, per esempio, che Tiziano è sicuramente preoccupato, ed è documentato questo, è sicuramente preoccupato, diciamo, di quella che più tardi si chiamerà la proprietà intellettuale delle sue opere, perché si rende conto che appunto quando Cornelis Corte gli comincia a diffondere le incisioni, quando le incisioni cominciano a far circolare le sue idee, ovviamente chiede un privilegio, chiede una prerogativa, perché si rende conto che appunto il momento ideativo dovrebbe comportare una sorta di proprietà intellettuale, anche se il momento ideativo appunto può avere istanziazioni multiple che possono essere pericolosamente multiple rispetto appunto alla rivendicazione di un diritto di proprietà. Nello stesso tempo Tiziano è interessato però, e la cosa è coerente naturalmente, alla diffusione della propria immagine autoriale, alla moltiplicazione, alla proiezione, diremmo oggi, di immagine della propria autorialità, e non per niente appunto le opere di Tiziano. Vi faccio vedere la una delle 22, per quanto se ne siano contate oggi, 22-23 versioni della Venere e Adone. Questa è quella di Palazzo Barberini, la faccio vedere dopo il recente restauro. E appunto proprio questa modalità di produzione, che si potrebbe qualificare, ed è stata qualificata come seriale, anche se in questo caso il termine va preso alla lettera senza connotazioni valutative troppo negative, dicevo, questa istanza, questa esigenza di replicare tante versioni, naturalmente anche perché gli vengono chieste, però è ovvio che c'è un fenomeno di proto-branding, diciamo così, no? nel modo in cui Tiziano licenzia le sue opere. E questo grazie ovviamente a una bottega particolarmente prolifica, particolarmente ben organizzata, anche se oggi appunto ci sono tanti studi che hanno indagato ovviamente i meccanismi interni della bottega, in particolare quelli di Tiziano, molti di voi li conoscono senz'altro, però è certo che appunto alcuni aspetti restano ovviamente un po' più sfuggenti, un po' più complicati da ricostruire, però sta di fatto che sappiamo appunto che questa bottega ha consentito a Tiziano di produrre una quantità di opere e anche una quantità di repliche e di versioni con varianti più o meno pronunciate, eccetera. Qual è il meccanismo di base di questa produzione rispetto al problema della coralità? Qui appunto l'autorialità si dissocia dal momento esecutivo, o meglio, diciamo, si coordina in termini di gerarchia. L'autore è quello che guida l'operazione, magari appunto l'ha inventata, l'ha pensata, l'ha congegnata, in quei termini ideativi e idealizzanti, intellettualizzanti a cui abbiamo fatto cenno prima, e poi c'è un momento invece esecutivo che può comportare la presenza di collaboratori che hanno un grado più o meno, diciamo così, gerarchicamente posizionato rispetto al punto di vista dell'autore. In questo senso, appunto, quando diciamo che un'opera di Tiziano è autografa, ovviamente pensiamo alla sua esecuzione materiale fino a un certo punto. E infatti, come sapete bene, tutti quelli che si occupano un po' anche di questioni attributive sanno che una delle croci, diciamo così, più complicate, più sfuggenti, è quella di stabilire appunto in quale grado di collaborazione o quale grado di presenza fisica. Oggi sapete che la pittura di Tiziano va molto di moda perché appunto il material turn, come si dice, la svolta materiale, si è concentrata sul proprio interesse sulla questione della manualità, sulla questione della corporeità, sulla questione della materialità della pittura di Tiziano. Quindi appunto la presenza fisica di Tiziano è una figura che ritorna molto frequentemente nella letteratura tizianesca recente. Dicevo appunto, la presenza di Tiziano però fa problema, perché quanto deve essere presente Tiziano affinché un'opera sia la sua, nel senso autoriale di cui stiamo parlando?
Se fa solo 2 o 3 schizzetti iniziali, così abbozza il dipinto, poi lo fa completare ai suoi collaboratori e poi magari ci mette 2 o 3 tocchi finali tanto per vivacizzare, per dare appunto il tocco del maestro. È sufficiente questo? Immagino la risposta pronta, bisogna decidere caso per caso. Purtroppo caso per caso non si può decidere se uno non ha un criterio, perché se ogni caso vale per se stessi non si decide niente. Quindi la risposta tipica, ogni caso va visto separatamente, purtroppo è un modo elusivo per aggirare il problema. Quindi la questione resta, insomma. E allora, ecco, diciamo, come possiamo provare a sintetizzare e individuare delle condizioni, diciamo, di identità dell'autore? Qui adesso naturalmente si apre uno scenario molto ampio, soprattutto c'è una letteratura molto complessa, io mi limito veramente a brutalmente semplificare prendendo alcune delle posizioni, perché ovviamente il dibattito è molto articolato e molto controverso. Però potremmo dire, semplificando, che l'autore è l'autore di un'opera in quanto ha delle caratteristiche sortali, si dice, cioè un certo tipo di cosa. L'autore decide che questo è un dipinto così e così, che rappresenta Venere, Donna, eccetera, quando è, se e solo se, è direttamente responsabile, in termini rilevanti, cioè appunto decisivi, che sono da stabilire, della struttura di O dell'opera, in quanto è quel tipo di opera e rappresenta quella cosa in quel modo, eccetera, eccetera. Quindi questo significa che l'autore deve avere una responsabilità diretta, deve avere un potere e un controllo decisionale, anche se magari non è sempre presente, appunto, però deve decidere lui come va a finire l'opera. Deve quindi l'opera implicare, scusate, una dipendenza intenzionale e dunque, eventualmente, se tutto va bene, rivelare la visione personale di Tiziano. L'opera è di Tiziano perché rivela la tizianità, potremmo dire così, che sia la Weltanschauung, che sia le preferenze estetiche, che sia l'ideologia, che siano le credenze religiose, segrete o pubbliche, non ci interessa. Il fatto è che questa presenza di Tiziano si rivela nella sua opera e la fa sua, anche se le mani lui ce l'ha messe pochissimo. Però se queste condizioni sussistono, forse si può salvare appunto l'idea di autorialità dissociandola da quella collettiva di esecuzione. Quindi abbiamo opere che sono nello stesso tempo singolari e corali. Però dobbiamo dissociare i punti di vista, naturalmente. Ora, questo tutto sommato non è tanto facile, perché è vero che l'autore può essere singolo e gli esecutori possono essere tanti, diciamo così, possono essere multipli, e cioè comportare una sorta, come si dice in gergo tecnico, di secondary agency, no? Quando appunto qualcuno opera a nome di qualcun altro. No? Se Tiziano ha deciso che le cose devono andare in un certo modo, anche se non è lui a farle andare così, l'importante è che sia lui ad avere l'ultima parola, come si dice. Magari può far correggere la propria opera 100.000 volte finché non decide che gli sta bene così. Quando gli sta bene così è perché evidentemente ha rivendicato il suo diritto di autorialità. E allora la domanda è appunto questa: quando l'opera viene costruita così e ha quindi 2 punti di vista, se vogliamo, la possiamo considerare singola o corale, o tutte e 2 le cose insieme? C'è una dipendenza univoca dal punto di vista dell'autore rispetto agli esecutori o c'è uno scambio? Se capita che per esempio Tiziano, diciamo, ha una certa idea e un suo allievo la bozza in un certo modo, ma magari la bozza un po' diversamente da come ce l'aveva in mente Tiziano. Tiziano la vede e la preferisce. In questo caso capite che non c'è esclusivamente un passaggio univoco, come se Tiziano avesse dato un blueprint ai suoi esecutori e i suoi esecutori si limitassero evidentemente. Nel caso della pittura chiaramente le cose non funzionano così, già ricordava Michael Baxandall in Patterns of Intentions, no? La pittura è un continuo aggiustamento, o ancora prima di lui e meglio di lui Gombrich, no? È un making and matching. Quindi ovviamente il problema dell'unilateralità, della univocità decisionale, del controllo decisionale da parte dell'autore sugli esecutori non è così cristallino. Oppure pensate a un caso, qui ho fatto l'esempio appunto, chi è che decide cosa? E
in quale misura le decisioni rimbalzano sulle posizioni degli altri. Per esempio, appunto, c'è un committente che avrà un potere decisionale, evidentemente. Il committente è quello che paga, ha più potere decisionale di tutti, se vogliamo, e l'ultima parola ce l'ha lui. Se il quadro di Tiziano a Filippo II non gli piace, glielo tira dietro, oppure glielo fa rifare, oppure lo mette da parte. Comunque è chiaro che il committente ha un ruolo. Il consulente, quello che interagisce per esempio a un livello ideativo, a un livello di pianificazione. L'autore, che può naturalmente essere il maestro o essere l'allievo, oppure può essere in una relazione fra questi. Poi ci sono appunto gli esecutori. Peraltro ci sono pure gli esecutori postumi. Il dipinto che vi ho fatto vedere prima, ovviamente, questo qua, se uno volesse essere proprio rigoroso e assumere il punto di vista materiale dell'esecuzione, in termini appunto di materialismo esecutivo, per assecondare le mode odierne, dovrebbe dire che questo è stato realizzato da, posto che si possa stabilire, ma è stato realizzato da Tiziano più 1, 2, 3, 4, 5 collaboratori, più i restauratori attuali e anche i restauratori precedenti, perché anche loro ci hanno messo le mani, lo hanno modificato. Se assumiamo che l'opera, se assumiamo il modello organico della perfezione, per cui se io cambio una virgola cambio tutto, che chiaramente è un'esasperazione di quel modello, che peraltro non credo che si possa praticare, però insomma qualcuno lo evoca. No? Se tu metti i restauratori attuali, agiscono con questo tipo di riserva. Non devo mettere niente che non sia il culto dell'originalità assoluta, e da questo punto di vista puramente utopico, perché poi comunque le mani ce le devi mettere, un'alterazione ancorché minima c'è. Allora, o c'è un livello in cui l'alterazione si considera irrilevante, qual è? Come lo stabiliamo, oppure tutte le interazioni fisico-chimiche, fisico-materiali sono rilevanti, in qualche misura, poco o tanto, ma lo sono. Quindi allora dovremmo dire che sotto il profilo strettamente esecutivo, appunto, l'opera è realizzata da un insieme di figure che arrivano fino appunto a quelli che l'hanno restaurato l'anno scorso. Va bene. Cioè, non so se va bene, ma insomma comunque questo è il punto. Dicevo appunto che se le cose stanno così, allora non è più tanto semplice stabilire chi decide cosa e con quali esiti. Tutto questo che tipo di ricaduta ha sul piano estetico, sulla visione dell'opera, sulla visione che l'opera rivela, è singolare, è plurale, è collettiva? Questo spesso è uno pseudoproblema perché, come sapete, come sappiamo, quando si va a interpretare poi l'opera finisce che il punto di vista di Tiziano, anche qui c'è un problema appunto di individualità o di collettività, anche in termini di attribuzione dei significati e delle intenzioni. Tante volte succede che appunto quando si interpretano anche i grandi artisti, i sommi artisti, poi i significati che si attribuiscono loro, sia in termini psicologici, ideologici, abbiamo detto, filosofici, eccetera, sono molto stereotipati. E di solito, guarda caso, corrispondono e vengono peraltro, diciamo così, epistemologicamente corroborati sulla base di conoscenze molto più ampie. Come facciamo a dire che la nostra interpretazione di Tiziano è credibile? Beh, prendiamo un altro po' di documenti e vediamo che nella letteratura, nella filosofia dell'epoca, nell'iconologia tradizionale, nuova o vecchia che sia, il procedimento è quello. Cioè documentiamo che esiste una certa Weltanschauung, un certo modo di vedere le cose, eccetera, e dice, beh, se ce l'aveva Tizio, Caio e Sempronio, allora ce lo poteva avere pure Tiziano. Di nuovo lo spettro del collettivo entra nella dimensione del singolo e dell'individuo. Io che sono come Valentina allievo di Augusto Gentili, saluto, ricordo bene appunto le discussioni che si facevano a questo proposito, perché è chiaro che quando interpretiamo l'opera di Lorenzo Lotto, di Tintoretto, di chiunque altro, pensate ai ritratti, pensate appunto alle opere di devozione personale, privata, eccetera. Poi spesso la cosa che emerge non è tanto l'individualità eccezionale del caso specifico, della situazione biografica, del contesto materiale, del contesto sociale. Quello che emerge è la dimensione comune, comunitaria. C'è gente che si fa fare i dipinti quando? Sempre nelle stesse occasioni, perché si è sposato, perché si è fidanzato, perché c'aveva una rivendicazione sociale da fare, perché non aveva i figli e li voleva,
Cioè ci sono una serie di casistiche che però guarda caso sono più o meno sempre le stesse, il che naturalmente facilita l'interprete, consiglia e diciamo in qualche modo anche offre la possibilità più o meno realistica e più o meno ben fondata di provare quello che l'ipotesi che sostiene, ma adesso non mi interessa entrare qui nell'aspetto diciamo metodologico della prova dell'interpretazione, quanto ricordare che comunque questa dimensione di nuovo è una dimensione almeno normativamente, almeno correttivamente, per non dire prescrittivamente, collettiva. Avviamoci a concludere. Questo era un caso appunto di secondary agency, no? Quando Palma, il giovane, lo scrive persino, insomma, un caso stranoto, quindi non c'è bisogno che lo commentiamo più di tanto, che completa l'opera di Tiziano, che peraltro è morto in questo caso, quindi non può più esercitare il potere che abbiamo detto di controllo decisionale, non può più far valere quella dipendenza intenzionale che gli garantirebbe il ruolo di autore singolo. Che opera viene fuori? Anche qua abbiamo un'opera collettiva, però in questo caso Palma agisce, ecco qui è il tema della secondary agency, a nome di, cioè Palma reverente completa absolvit l'opera di Tiziano, si adegua allo stile di Tiziano, cioè, potremmo dire cancella la propria identità stilistica per completare un'opera di Tiziano. Chiaramente questo lavoro di editing, diciamo così, comporta dei problemi, come quando Max Brod lavora sui testi, completa il testo di Kafka, il Castello, oppure appunto... qual è il contributo di Max Brod? Kafka l'avrebbe licenziato? L'avrebbe autorizzato? Avendo l'ultima parola? Oh, non si sa. Anche questi sono casi che possono costituire, diciamo così, fare problema, come diciamo prima. Qualcuno, qui devo andare veloce perché il tempo scorre, qualcuno ha provato a articolare meglio questo blocco che riguarda appunto il rapporto fra autorialità e produzione, creando qualche altra categoria. E questo è quello che accennavo prima quando parlavo di authorship e creatorship. Il creatore, cioè, e qui cito da una studiosa greca che si chiama Bantinaki, che ha scritto, poi se volete chiaramente vi mando i testi o vi do la bibliografia per questo tipo di cose. Per farla veloce, il creatore, chiamiamolo così, è colui che, anche se non è l'autore, secondo questo punto di vista, pur non potendo, diciamo così, rivendicare il diritto di essere autore in pieno, per le questioni che dicevamo prima, però siccome ci mette il suo lavoro è tale per cui non si limita ad essere appunto una mera trascrizione meccanica di un piano perfettamente definito che preveda già esattamente come l'opera sarà appunto un blueprint, un piano di esecuzione addirittura meccanico, ma è uno che, tanto più nel caso della pittura, mettendoci le mani finisce per metterci qualcosa di più. Tanto più si badi bene che qui è proprio la teoria del genio, proprio la teoria dell'espressione, proprio la teoria del rivelamento, diciamo, persino inconsapevole della propria personalità e il mito della singolarità che mina lo stesso mito. Perché? Perché è chiaro che se ognuno che dipinge rivela se stesso, appunto, come vuole una certa critica Dantin, cioè la mano ipso facto è l'individuazione, ricordate Roberto Longhi. Quando io dico la mano già dico nome, cognome, età, luogo, la scuola, no? E allora se è vero che l'artista si rivela nella sua opera, si rivela nel suo gesto, inevitabilmente il creatore che ci mette le mani non può completamente, ecco, Palma, per quanto possa essere reverente nei confronti di Tiziano, se la teoria appunto della singolarità che si manifesta, che si rivela, epifanica, diciamo così, è vera, allora evidentemente l'opera singola in questi casi si dilegua, perché non può che essere un'opera composita. Non può che essere un'opera in cui vivono più punti, più visioni, più espressioni, più personalità. E questo, dal punto di vista dell'interprete, dovrebbe essere tenuto in conto, evidentemente. Comunque, sta di fatto che questa figura intermedia può non coincidere, appunto, può non pretendere all'autorialità, ma può anche, diciamo così, affrancarsi dalla mera meccanicità, diciamo, della produzione materiale. E questo naturalmente dipende però, avrà dei gradi,
cioè dipende appunto se l'opera ovviamente è più o meno complessa, se l'opera può prevedere dei gradi di libertà, appunto un dipinto come l'affresco appunto di Pietro da Cortona chiaramente implica dei gradi più ampi, dei margini più ampi di quanto non sia per esempio, che ne so, un taglio di Fontana. Ecco, se Fontana ci avesse un allievo, avesse avuto un allievo e avesse detto senti mi tagli quella tela così, ecco no, magari un centimetro più giù, un centimetro più a destra, e comunque il taglio della tela quello è, per non citare il caso di Pietro Manzoni perché sarebbe diciamo sconcio, ma comunque è evidente che si può delegare un certo tipo di azione quando quell'azione è chiaramente diciamo è meccanicamente perimetrabile, ma ovviamente dipingere una tela come quella di Tiziano è un'altra cosa evidentemente. Peraltro appunto questo comporta anche un feedback decisionale. Può darsi che il pittore, anche l'esecutore, scusate, il creator, diciamo in questo caso, realizzando le indicazioni, lavorando sulle istruzioni e le indicazioni dell'autore, però magari scantoni per qualche motivo, anche solo per quell'idea appunto di autorivelazione inevitabile, e però non è detto che questo non possa convincere l'autore che si stia facendo una buona cosa. Quindi l'autore può accettare, certamente con ciò autorizzando, però non avendolo previsto. Quindi è chiaro che deve far suo un punto di vista, un elemento che non aveva previsto e che magari inizialmente voleva persino escludere. Insomma, questo complica ovviamente lo scenario. E vado a concludere, ovviamente ci sono casi di esecuzione secondaria, diciamo così, derivata, che possono essere più o meno, appunto, allargare il divario fra l'autore e l'esecutore, tanto che a un certo punto viene persino il dubbio che non si debba rovesciare la prospettiva. Allora, un conto è, in questo caso, appunto, la copia, chiamiamola così, copia omaggio di Giovanni Lippi nella chiesa di Santo Spirito a Firenze, che rifà Nanni di Baccio Bigi, anche altrimenti conosciuto, nel 1549 rifà la Pietà Vaticana. Qui purtroppo la vedete in una dimensione un po' dilatata, vabbè. È chiaro che in quel caso appunto c'è un'appropriazione, l'opera è di Michelangelo, diciamo il copyright, potremmo dire, però l'esecuzione, non solo l'esecuzione, ecco, diciamo, il grado di libertà consente all'artista di rifare Michelangelo dal suo punto di vista. Anche in questo caso avremmo un'opera che è parzialmente coautoriale e parzialmente invece autoriale più, diciamo così, una collaborazione creativa. A destra invece che vedete un'opera contemporanea, mi permetto appunto di scantonare un po' cronologicamente, l'opera peraltro ben nota qui a Venezia, forse voi siete giovani, ma una decina d'anni fa è stata esposta alla Scuola della Misericordia, credo, e l'artista contemporaneo fiammingo che si chiama Jan Fabre, il quale appunto ha realizzato questa Pietas, si intitolava, è un'installazione che è stata fatta appunto lì nell'ex scuola, mi pare 2011 se non mi ricordo male, e che è ovviamente una reinterpretazione molto più libera della Pietà di Michelangelo. Se non che però in questo caso il fatto è che qui veramente Fabre si è limitato a dare delle istruzioni ai suoi assistenti, anzi diciamo più che ai suoi assistenti proprio a una ditta. Ecco, questo è un luogo ben noto a tanti artisti contemporanei, da Vanessa Beecroft a Cattelan, per capirci, che commissionano l'esecuzione della propria opera, che talvolta viene presentata, lo dicono loro stessi, addirittura con un foglio di carta mandato per fax, e poi appunto qui lo studio d'arte Cave Michelangelo realizza queste sculture. Qui vedete appunto, vi faccio vedere qualche altra immagine, sullo sfondo una parte del calco, questa qui davanti è un'opera di Jan van Oost. In realtà, diciamo, chi ha scolpito, se voi così cercate l'opera di Fabre, anche solo su internet, viene sistematicamente presentato come la scultura di Fabre. Cioè, se uno non sapesse già questo, dalla comunicazione ordinaria e anche addirittura dai contributi critici un po' più analitici, assumiamo che la scultura l'ha fatta lui, è una sua opera. In realtà, però, appunto, poi cercando meglio viene fuori che in effetti lui non ci ha proprio messo le mani sulla scultura. Certamente avrà deciso che gli stava bene così,
Però appunto quanto può aver controllato il processo, appunto anche in questo caso è variabile. Dicono che Catalan sta lì tutti i giorni a controllare, però magari non tutti. Quindi il problema è capire quanto la dimensione, questa è l'installazione nel suo complesso, prevede 5 opere, la pietà sta in fondo. In questo caso, quando l'autore si limita a dare delle istruzioni e quando l'esecuzione dell'opera è totalmente a carico di qualcun altro, chiamiamolo il creator rispetto all'author, è evidente che le proprietà estetiche dell'opera, ciò per cui l'opera viene apprezzata, ciò per cui l'opera viene descritta o anche, diciamo, analizzata, criticata, fatta oggetto di scherno, di dileggio, eccetera, è per le caratteristiche fisiche, scusate, per le proprietà estetiche che effettivamente manifesta, che però non si devono in nessuna misura, almeno dal punto di vista esecutivo, al presunto autore, che in questo caso è semplicemente effettivamente un pianificatore, un suggeritore, potremmo dire così. Adesso vorrei radicalizzare un po' il punto di vista, però mi pare si può ulteriormente estremizzare. È evidente che questi esecutori anonimi, diciamo questi signori qui che abbiamo visto qua, sono in un certo senso, se non sono coautori, e così non vengono considerati evidentemente, però certamente hanno intenzioni condivise, sono in un lavoro che è un lavoro comune, evidentemente, appunto, hanno un interesse, un joint commitment a realizzare un'opera che, diciamo, di fatto è di gruppo, ma è dichiaratamente di una sola persona. Lo stesso Fabbro ha sempre detto, l'ha detto esplicitamente, l'opera è la mia, e l'opera di Jean Fabre, anche se la realizza qualcun altro. In tutto questo poi, tra l'altro, qui lo accenno soltanto, c'è anche un problema che oggi viene discusso spesso, che riguarda anche la material agency, cioè quanto, diciamo, dovremmo tener conto del fatto che l'opera è anche il frutto di condizionamenti, di vincoli, potremmo dire così, c'è una teoria dei vincoli che dovremmo considerare da questo punto di vista, in ordine al tipo di materiale. Dunque un dominio del materiale dovrebbe essere in qualche modo strutturalmente presente nel punto di vista dell'autore, che voglia essere l'autore. Se appunto, tanto più se l'autore vuole mantenere una posizione gerarchica rispetto al gruppo, diciamo così, multiplo dei suoi esecutori. Tutto questo però, e qui veramente chiudo, comporta il fatto che per quanto noi possiamo articolare e complicare questa dimensione, però poi il controllo finale, il collaudo per così dire, comunque mette capo a qualcosa che noi percepiamo come un'opera unitaria, è il discorso che facevamo prima. Le opere collettive, le opere corali, non sono per questo meno unitarie sotto il profilo appunto estetico, semantico, appunto esteticamente, ermeneuticamente, interpretativo, perché quello diventa, diciamo, il controllo finale, per così dire, per poter parlare di opera. Se l'opera è collettiva e non ci si capisce niente, è l'espressione appunto di un coacervo più che di una joint commitment o una joint agency, allora lo si scopre non tanto perché l'autore o chi per lui o i vari collaboratori hanno firmato o hanno sottoscritto o hanno deliberato in qualche modo. La prova finale è appunto quella dell'interprete, se vogliamo. Ed è lì che si verifica se un'opera è opera, collettiva o singola, ed è lì che si vede se funziona o non funziona come opera. Questo naturalmente comporta una serie di altri aspetti che qui non possiamo più di tanto toccare. E semmai resta un problema aperto, che va oltre le nostre possibilità, tanto più le nostre possibilità di oggi, che è quello appunto di considerare una dimensione emergente. Se è vero che abbiamo detto che appunto i sistemi di sciami, i sistemi complessi presentano delle proprietà che non sono presenti a livello subveniente, ma che devono essere presenti invece a livello sopravveniente, cioè appunto emergente, allora ci si può chiedere quando è che c'è la differenza fra, quando è che c'è questo plus, questo bonus, diciamo così, in termini che possono essere appunto, abbiamo detto, estetici o semantici o interpretativi, dal punto di vista di un'opera corale rispetto a un'opera singola. Cioè l'opera corale aggiunge qualcosa effettivamente o è soltanto un problema che resta, appunto, come abbiamo detto adesso, sullo sfondo? Quanto modifica il nostro modo di vedere, sapere che un'opera è effettivamente corale nel senso funzionale
a cui alludevo prima. O dobbiamo cercare invece l'emergenza ad un altro livello ancora sistematicamente diverso, sistemicamente diverso. Per esempio possiamo considerare la pittura veneta del Cinquecento come un sistema compatto, come un sistema organico. Ecco, in questo senso, per esempio, noi potremmo dire che dobbiamo spostare il nostro punto di vista, cioè dobbiamo creare un altro oggetto mereologico, che è per esempio l'insieme di un certo tipo di pitture, un certo tipo di opere, che costituiscono un organismo, il quale organismo può fare delle cose, può avere delle proprietà, dei powers, che invece le singole opere del singolo maestro, del singolo gruppo o del singolo artista non possono avere. In questo senso si potrebbero individuare degli aspetti che sono propri invece appunto dei sistemi di sciame, come per esempio l'auto-organizzazione. Ecco, a proposito di agency, c'è un problema che riguarda l'organizzazione spontanea. Il sistema di credenze di cui parlavo prima, così torno alla questione della cattedrale, no? Non è che io so quello che credi tu, so quello che crede quello, però andiamo in chiesa e ci comportiamo in un certo modo e facciamo sì che un ammasso di pietre diventi una cattedrale perché ci auto-organizziamo. Ecco, il problema dell'auto-organizzazione in ambito estetico è stato studiato pochissimo, in ambito storico-artistico tanto meno, però certamente ha prodotto, diciamo così, delle conseguenze che possono essere interessanti se vengono rilevate con le categorie giuste o gli strumenti giusti. Naturalmente bisogna rinunciare a qualcosa per guadagnare qualche altro. E anche questo evidentemente è un lavoro che si può fare a livello collettivo e dunque, diciamo, più che altro è un augurio. E con ciò ho finito. Grazie. Che fatica. No, insomma, io adesso ho bisogno di qualche minuto, forse anche tu, forse anche di un po' d'acqua magari. Dunque, come sapete, intanto mi scuso con il pubblico da Zoom che non ho salutato e vi ringrazio molto per essere con noi. Come sapete, i seminari di Rive sono innanzitutto un luogo di scambio e quindi io, mentre penso, lascerei la parola a chi ha già magari cominciato a elaborare e che ha qualcosa da dire. Ci vuole un po' più tempo. Ci vuole un po' più di tempo. Certo, coralmente potremmo cercare di intervenire per smuovere un po' così, cominciare a tirare qualche filo. La prima così riflessione che mi viene da fare è anche un po' una domanda, è cos'è corale e cos'è collettivo, perché non è detto che siano due concetti coincidenti, no? Per cui forse questo è un primo elemento, perché corale è un termine che si usa molto spesso in rapporto alla musica, dove non è detto che la voce di un suono abbia un senso di per sé, ma che appunto l'insieme crea qualcosa che altrimenti la singola voce non è capace di creare. Ecco, ti lancio questo sasso se intanto, mentre penso tu. No, figurati. Sì, penso che appunto la scelta del termine, anzi sono convinto che la scelta del termine da parte vostra sia stata, se non deliberata, comunque felice, perché è chiaro che corale rispetto a collettivo, anche se dal punto di vista puramente numerico, ecco, appunto può non dire molto di più, però certamente corale ha, proprio per la radice metaforica che lo lega al problema dell'esecuzione musicale, ha una connotazione comunque valutativa. Quando si dice corale, di solito appunto è quello che i filosofi chiamano fake concept, un concetto spesso, cioè concetto intrinsecamente valutativo, come quando uno dice
sei onesto o sei bello, no? Non c'ha senso dire sei troppo bello, anche se si usa espressioni di questo genere, però sappiamo che appunto sarebbe tecnicamente scorretto, come è bello. E così corale indica qualcosa che già funziona esteticamente, no? Appunto indica concordia, indica un coordinamento perfetto che si traduce in una qualità. È il discorso che facevo alla fine, cioè quando un'opera è corale e non solo collettiva è perché evidentemente funziona. Se c'è un solo elemento che stona, come sapete, appunto come in un coro, quando uno ha un minimo di orecchio, si accorge di quel piccolo dettaglio che purtroppo non viene, come dire, assorbito dalla collettività, ma guasta il tutto. E allora in questo senso corale è proprio quell'opera, però appunto qui il problema è questo, come mentre collettivo è più neutramente descrittivo come concetto, il problema è che mentre un concetto meramente descrittivo è più facile da maneggiare, perché appunto quando tre autori realizzano un dipinto, è un dipinto collettivo. Quando è che invece io ho degli strumenti per stabilire che un'opera collettiva è in più anche corale? La sensibilità estetica? Qualche criterio che possiamo approntare dal punto di vista metodologicamente operativo? Per di più ci interessa, perché qualcuno, già immagino, potrebbe dirmi, beh, che ci frega se un'opera... Noi non dobbiamo fare un lavoro valutativo, dobbiamo fare un lavoro solo descrittivo, tutt'al più interpretativo. Le opere cattive si interpretano come quelle buone. Può essere una risposta, però diciamo è una risposta che ha una serie di rischi poi, diciamo, che vanno considerati. Magari non ci soffermiamo su questo perché non era la domanda, però appunto il punto è come individuiamo la coralità in quanto distinta dalla collettività, se capisco bene la differenza che tu volevi sottolineare. Sì. Continuiamo a farci domande, mi pare. Continuiamo a farci domande. Continueremo per molto, non credo che... non penso che smetteremo proprio. No, anche perché purtroppo, diciamo, il meglio che possiamo fare, io almeno di questo mi sono convinto negli anni, il meglio che possiamo cercare di fare è di farci le domande giuste invece che quelle sbagliate, poi insomma le risposte si vedrà. Come? Allora, ci sono così tante questioni sul piatto che la domanda che vorrei fare riguarda una che è stata solo evocata, così complichiamo ancora di più, che è appunto quello che cerchiamo. Allora io penso che chi maneggia oggetti artistici, lo fa storicizzandoli, ma ha degli occhi teorici comunque, diciamo che dentro di sé sa che ogni opera è un evento collettivo che è stata prodotta coralmente, però cambia totalmente il contesto quando bisogna attribuire all'opera un pubblico. Si potrebbe dire che un'opera è un evento collettivo corale perché il pubblico su cui questa immagine agisce l'ha influenzata nel momento della sua creazione, ovviamente, cioè sempre pensata per essere messa sotto gli occhi di qualcosa di qualcuno. E quindi cioè, sarebbe interessante chiedersi quali sono i punti di interesse, appunto ribaltando la prospettiva, ovvero ci sono casi anche storici eclatanti, parlando di 520, cioè la pittura esposta civica di Treviso, Urspicta. Allora quella è pittura corale per definizione, lo è entro un altro paradigma, ma quelli sono sì, appunto i vettori teorici di questo fatto storicamente materiale e appunto è un po' anche perturbante, perché è qualcosa che scardina anche il tema della coralità, per come è stato posto stasera così interessante al prezzo. Sì, certamente la questione del pubblico, figurati, poi a me interessa particolarmente, io sono reduce di una mostra che ho organizzato nell'inverno scorso, che si intitolava L'ora dello spettatore, e che appunto, diciamo così, intendeva sostenere, certamente non è una cosa nuova, ma insomma proprio questa dimensione alla quale alludevi tu, cioè che quando un'opera viene prodotta
proprio perché si realizza, diciamo, è un problema di passaggio dalla potenzialità all'attualità, si attualizza come opera proprio nel momento in cui viene recepita dai suoi destinatari. E anche in termini produttivi, uno potrebbe pensare, vabbè, però la ricezione dell'opera avviene dopo, non può essere che condizioni, no, diciamo, la produzione stessa, semmai se ne determina una sorta di, appunto, ricezione post realizzazione, che può essere variabile, diciamo, quello che si usa a chiamare poi la fortuna critica, insomma. No, però in realtà invece quello che è interessante valutare è i modi in cui le aspettative di un certo pubblico, il condizionamento non sempre consapevole che l'artista sente su di sé in ordine alle scelte che può fare, determinano poi l'esito di una certa opera, che poi è il banale motivo per cui le opere di una stessa epoca si assomigliano, ci consentono di fare quel genere di interpretazione, come abbiamo detto, comparativa, che ci consente di dire, beh, se l'elemento ideologico intellettuale che è presente in quel contesto è molto diffuso, allora è probabile che anche questo artista partecipi di quel clima, di quella milieu, come si dice, della mentalità, no? È il tema delle mentalità. Però le mentalità appunto non sono semplicemente a posteriori, ovviamente condizionano il campo della produzione. L'artista ha delle aspettative, sa che alcune cose si possono fare, sa che alcune cose non si possono fare. La Madonna di Max Ernst che sculaccia il bambino nel Cinquecento non è possibile, non perché non sia tecnicamente possibile, o tantomeno logicamente possibile, o perché a qualche matto non sarebbe potuto venire in mente di fare una cosa del genere. Niente affatto. Ma da un punto di vista dell'accettabilità pubblica, una cosa del genere ovviamente non era accettabile, quindi non era praticabile, sarebbe stato, diciamo, sconveniente. Quindi in questo caso ovviamente le aspettative del pubblico costituiscono dei constraints, dei vincoli che agiscono, anche se agiscono spesso negativamente, però determinano, ovviamente. E questo non riguarda soltanto le opere di destinazione effettivamente, cioè istituzionalmente pubblica. Certamente se io realizzo una pala d'altare per i frari, è chiaro che è un'opera più pubblica che se realizzo una tavoletta devozionale per Pinco Pallino, che poi se la mette in camera per appunto Marsilio Cassotti. Però anche l'opera di Marsilio Cassotti è un'opera potenzialmente pubblica. Non è importante se la vedono 10, 15 o 150 persone. L'importante è che sia strutturalmente, fenomenologicamente pensata per essere un'opera pubblica. Quindi diciamo, in questo senso, lo spettatore che determina questo genere di dinamica, che quindi rende l'opera attualmente collettiva, è lo spettatore implicito, è lo spettatore che sta già dentro l'opera, per così dire, se posso usare questa espressione che è stata adattata anche nel contesto, per esempio, della teoria della letteratura. Il lettore sta nell'opera, no? Quindi ecco, questo aspetto è certamente molto rilevante e, come dicevo, l'ho detto dall'inizio, implica una dimensione di collettività costitutiva, per quanto mi riguarda, insomma, per come la vedo io. La sfida che io trovo nella scelta del vostro tema, il lavoro che dovrete fare, che immagino farete, sta proprio in quello a cui accennavo prima, cioè quando è che fa la differenza? Perché si può lavorare sulla coralità anche come un dato, se vogliamo dire, irrilevante, no? Uno continua a fare il proprio lavoro, l'unica differenza, cioè considera le opere, tratta le opere, le interpreta, le contestualizza, le mette nel loro ambiente storico, stabilisce dei nessi, eccetera, eccetera. Il fatto che siano state realizzate da 3, 4, che siano multiple in un senso o in un altro, può restare irrilevante. Cioè non condiziona più di tanto, è come quando appunto una volta mi è capitato di fare un esempio, forse ne abbiamo anche discusso con qualcuno, a suo tempo, dico, se io scoprissi che appunto le nozze di Cana di Paolo Veronese, che oggi stanno per me contemporaneamente al Louvre e al refettorio di San Giorgio, scherzo naturalmente, però non tanto, dicevo,
appunto, se io scoprissi documentariamente che l'opera non l'ha fatta Veronese, ma è un po' una truffa, hanno toccato i documenti, in realtà l'ha diventa Palladio. Potrebbe anche essere, no? Non è impossibile, anche questo non è né logicamente, neanche storicamente impossibile. Quindi sappiamo che Palladio non sapeva dipingere bene. Però se io scoprissi una cosa del genere, che cosa cambierebbe rispetto all'interpretazione dell'opera, posto che io l'abbia fatta, rispetto al... L'unica cosa che cambia è che quello che io attribuisco a un tizio che si chiama Paolo Veronese, di cui peraltro so ben poco sotto il profilo biografico, lo attribuisco a un altro che si chiama Andrea Palladio. Diciamo, cambia il nome. Resta un fatto meramente nominale. Questo, diciamo, può essere condizionante nella misura in cui io assumo la prospettiva di cui parlavamo prima, cioè che siccome l'uomo sta nell'opera, allora se so qualcosa di Palladio, se so qualcosa di Paolo Veronese, ci devo ritrovare per forza dentro qualche cosa. È un po' la polemica che si è fatta a proposito delle credenze religiose. Se so che Palladio era un eretico, guarda caso, in qualche elemento di eresia ce lo trovo dentro. Se so che era un appunto miscredente, se so che era un criminale come Caravaggio, qualche elemento di criminalità lo trovo per forza. Ecco, però se prescindiamo da questo modello, una scoperta del genere, che pure può essere documentariamente interessante e irrilevante sotto il profilo, per esempio, non è che l'opera diventa più brutta se l'ha fatta Palladio, non è che diventa meno eloquente se l'ha fatta Palladio, storicamente o contestualmente meno rilevante, meno rivoluzionario, resta tutto uguale, non cambia niente. Niente dal punto di vista che stiamo valutando. Allora, la mia domanda era, cosa cambia nell'opera? Quando scopro che un'opera è corale e ho gli strumenti per fare, e ho messo insieme la scatola degli attrezzi, diceva Wittgenstein, con la quale decido che cosa è collettivo, che cosa è corale, che cosa è multiplo, che cosa è singolo, poi che ci faccio? Mi cambia qualcosa dal punto di vista del mio lavoro di storico o di storico dell'arte? Questo è il punto, secondo me, critico. Grazie per l'intervento, intanto molto, insomma, ci sarà sicuramente tanto su cui riflettere a posteriori. Ecco, quindi se ecco, se ho capito bene, no, questo rapporto tra singolarità e coralità dipende un po' tutto da livelli, cioè da quali livelli ne andiamo, no? Quindi un'opera può essere cioè, diciamo che io trovo veramente difficile in realtà pensare a un'opera veramente plurale. Esatto, no, non corale in realtà, quindi ecco, forse trovo più... Cioè, fai difficoltà a pensare a un'opera propriamente singolare, dici? Sì. Quindi forse a me verrebbe più da cercare di capire qual è l'opera singolare, se esiste, no? E sul fatto del che cosa aggiunge, la mia risposta che è la mia risposta, cioè me la do a me. Certo, cosa aggiunge a me? Beh, io credo che in qualche maniera è perché storicamente siamo un po' ossessionati dal voler cercare la nostra verità, no? Che non è la verità oggettiva. Quindi io penso che ecco, il fatto che noi sappiamo che un'opera è di Veronese o di Palladio o di una pluralità, perché in qualche maniera ci avvicina di più alla nostra pretesa di conoscere una verità. Quindi, perché ci fa capire, in qualche maniera ci aiuta a capire sì, qualcosa, che può essere la storia, il passato, no? Cioè questa è la risposta che darei a me stesso. Ecco. Guarda, potrei condividere entrambe le posizioni con queste qualificazioni, se posso aggiungere. Cioè che se assumiamo, ci potrebbe essere spazio per farlo, ci potrebbe essere la via per farlo, voglio dire, che tutto sommato, alla luce di un'analisi più attenta e anche eventualmente controfattuale di tutti appunto gli aspetti che in qualche modo ho cercato molto rapidamente e molto sommariamente di attraversare, scoprissimo che in effetti non ci sono opere singolari, ma tutte le opere sono veramente collettive in un modo o in un altro. Allora questo potrebbe essere già un acquisto in un certo senso, però c'è un costo, cioè non dobbiamo più parlare di opera corale, perché non c'ha senso distinguere opere corali da opere non corali. Tutte le opere sono corali, quindi quello è lo statuto standard dell'opera che
prevede questo tipo di cose. Così come, appunto, veniamo all'altro punto, potremmo assumere come standard, come ricaduta di questa scoperta, il fatto che per esempio abbiamo dato troppa importanza all'aspetto biografico, che diciamo l'aspetto dell'individuazione, appunto, che sia l'attribuzione o che sia la scoperta documentaria o che sia un altro tipo di strumento, diciamo, legare l'identità dell'opera a una specifica identità biografica può essere, certamente è un elemento di conoscenza storica, però come capisci bene, se è vero che la conoscenza storica obbedisce a un desiderio di verità ed è sacrosanto, tutte le conoscenze storiche hanno un grado di verità quando sono vere. Per esempio, sapere quanti capelli aveva in testa Leonardo nel 1518 è un fatto. Possiamo non saperlo, ma è un fatto storico. Così come dicevano i medievali, quante stelle ci stanno nel cielo, pari o dispari? O pari o dispari. Sicuramente è un fatto, però non lo possiamo sapere. Quindi diciamo, c'è un limite epistemologico, ma non c'è un'inesistenza del fatto. Quindi qualunque conoscenza positiva più o meno ragionevolmente vera, io dubito che si possano stabilire delle verità assolute in ambito storico, non perché non ci siano dei fatti assoluti, ma perché le nostre risorse conoscitive non possono che essere congetturali da questo punto di vista, però tutte sono ugualmente un contributo alla verità. Però noi dobbiamo stabilire anche qualche altra cosa, cioè se appunto in un certo ambito conoscitivo ci sono delle verità rilevanti rispetto ad altre, no? Allora, in questo senso, per esempio, dal punto di vista del problema dell'autorialità, il tema della coralità può essere sufficientemente provocatorio per spingerci anche eventualmente a concludere che forse stabilire quanti, 1, 2, 3, 4, addirittura stabilire chi può essere poco interessante, può essere, diciamo, meno interessante che stabilire qualche altro tipo di cosa rispetto all'identità dell'opera. Che peraltro non è una ipotesi totalmente peregrina che non è mai stata considerata. No, oggi qui, per ragioni ovviamente anche di coerenza disciplinare, abbiamo parlato soprattutto del Cinquecento, del Rinascimento, di Venezia, eccetera. Però chiaramente si sarebbe potuto parlare dell'arte medievale, anche solo, non dico dell'Oceania, ma appunto anche solo dell'arte medievale, e i problemi di autorialità avrebbero assunto un'altra configurazione. Anche i pronunciamenti degli stessi interessati, ogni tanto mi capita di citare la frase la battuta famosa famosa no, però insomma è la battuta di Meister Eckhart nel commento al Vangelo di Giovanni, in cui dice appunto, quando uno possiede l'arte, è quello che fa l'artista, ed è quello che mi interessa. Non mi interessa se l'arte la possiede Pietro o Martino, e neanche se fosse un cavallo. Anche se fosse un cavallo, quello per me è l'artista. Questo tipo di posizione, che avrà una sua eco, diciamo, involontaria, un certo tipo di formalismo, eccetera, è una possibile strategia, naturalmente, che dipende però appunto da certe scelte che facciamo in ordine a come consideriamo le categorie che abbiamo detto: autore, opera, significato, intenzione, eccetera, eccetera. Quindi bisogna anche avere il coraggio, certamente, poi di come dire, sposare le conseguenze delle proprie posizioni. Prima di lasciare nuovamente la parola al pubblico qui in sala, vorrei naturalmente dire alle persone che ci stanno seguendo su Zoom che è possibile fare domande attraverso la chat o addirittura prendere la parola, perché insomma vi possiamo anche ascoltare, anche vedere, e poi giusto così a coda di questi cubetti di Michele volevo aggiungere il fatto che dal mio punto di vista questa idea che non esiste opera singola è difficilmente praticabile, perché mi viene in mente almeno una circostanza, credo logicamente condivisibile, che è quella del disegno. Cioè c'è un foglio, una mano e un disegno, ok? Poi possiamo assumere addirittura l'ipotesi che il gesto non sia mai singolo, perché dietro il gesto lì ci introduciamo in un'altra questione che secondo me è un po' lontana da quelli che sono i nostri temi. E poi mi piacerebbe che riflettessimo su un'altra questione insieme, anche insieme a Michele, questo problema della dissociazione, che secondo me è fondamentale, che Michele ha tirato più volte sul tavolo e secondo me è davvero importante. Buongiorno, grazie mille dell'intervento. Grazie a voi. In realtà io volevo fare una domanda a cui ha già risposto in parte, che si ricollegava a quello che diceva Luca, ossia se
se lei che affronta questi temi, in particolare quello dell'autenticità e dell'autorialità, si sia interessato a quanto sia un tema occidentale e non so se abbia approfondito questa cosa verso altre culture. Sì, sì, assolutamente. Appunto, prima mi sono permesso, diciamo, di citare veramente molto di sfuggita la questione dell'arte non occidentale, perché chiaramente anche quello pone, diciamo, molti problemi. Che potrei dire sono coordinati e delineano due prospettive che possono sembrare contraddittorie ma che invece devono stare insieme, e cioè da una parte è chiaro che le esperienze dell'arte che ci è meno familiare dal punto di vista della nostra tradizione culturale possono sembrare estranee e talvolta appunto non conformabili. Pensiamo per esempio è pertinente al discorso che stavamo facendo oggi a proposito appunto dell'autorialità, della non autorialità, della istanziazione multipla. Nella cultura orientale, estremo orientale, per esempio giapponese, forse molti di voi lo sanno perché è un fatto abbastanza noto, il concetto di copia o di replica inautentica non esiste, no? Diciamo appunto i templi giapponesi sono un po' come il paradosso della nave di Teseo, cioè si cambia un pezzetto per volta. Il concetto di restauro come ce l'abbiamo noi oggi sarebbe inconcepibile. Ecco, però l'altro punto è, non mi dilungo tanto perché sono cose che sappiamo un po' già tutti e il tempo non è molto, però si potrebbe dire di più, però assumiamo questo punto, sarebbe inconcepibile. E qui entra l'altro aspetto. Cioè, se noi ci confrontiamo e pensiamo di trarre profitto dal confronto con l'arte o la concezione dell'arte estranea, altra, come si dice, sia pure con la A maiuscola, comunque ci dobbiamo confrontare. Allora questo comporta, quindi limita automaticamente quella distanza che abbiamo appena evocato in termini euristici. Cioè la distanza è utile, il confronto con le concezioni altre è utile nella misura in cui può essere un confronto. Quindi diciamo, se ci fosse una, quando si dice per noi sarebbe inconcepibile, nella migliore delle ipotesi la si può accettare come una formula retorica, perché se fosse veramente inconcepibile non ci servirebbe a niente. Tant'è che il motivo per cui facciamo questo confronto e riteniamo che sia utile è perché, per esempio, riteniamo che il tempio giapponese sia una forma d'arte. Ma da quale punto di vista? Dal nostro o dal loro? Nell'uno e nell'altro. Ecco, un caso di collettività buona. Non c'è, mi spiace dirlo a chi non la pensa così, e lo so che è molto diffuso, ma non c'è un concetto di arte occidentale e un concetto di arte orientale, almeno a questo livello di base, perché se no ci sono due cose. E quindi non possiamo dire l'arte occidentale e l'arte non occidentale sono incompatibili, come l'arte dei marziani. Se c'è l'arte dei marziani ha qualcosa a che fare con l'arte, altrimenti non è sussumibile a questo concetto. Quindi mi dispiace darvi questa notizia, c'è un solo concetto di arte, è il nostro. E quando noi interpretiamo l'arte del passato, forse possiamo commettere degli errori, ma inevitabilmente lo sovrascriviamo, altrimenti non potremmo considerare quella cosa arte. Forse la possiamo considerare abusivamente, può darsi che loro non lo sapessero, ma lo dobbiamo sapere noi. Quindi diciamo la risposta è sì e no, se posso dire così. Domande? Buonasera e grazie ancora per l'intervento. Una piccola curiosità, proprio parlando della, diciamo, tematica di nicchia che dicevamo all'inizio, di cui abbiamo parlato, da un punto di vista museografico e museologico, come sarebbe possibile avvicinare il pubblico che è da decenni abituato a cercare il nome prima ancora del quadro a un approccio invece come quello che abbiamo sottolineato stasera? È una bella domanda ed è anche una bella sfida in realtà, perché ci sono in questo caso, diciamo dal punto di vista della fruizione museale, componenti anche di altra natura, non esclusivamente, diciamo così, tecnica, potremmo se mi permetti di dire così.
Cioè ci sono per esempio componenti di natura psicologica. Allora le aspettative del pubblico in ordine alla riconoscibilità di un autore un po' devono essere tenute in conto, altrimenti si crea una piccola frustrazione. Anche se, ben inteso, la questione è molto dibattuta e ci sono opzioni molto diverse. Qualcuna addirittura ha anche, come dire, raggiunto la notorietà dei media qualche tempo fa. Proprio a Roma, per esempio, ci sono musei molto diversi. Il mio, perché l'ho allestito io, diciamo, è molto parlante. Siccome io penso che le opere d'arte sono eloquenti, però pure quando le fa parlare qualcun altro, se no da sole non parlano, e quindi il museo si deve prendere la responsabilità di quello che dice, compreso anche ovviamente mettere il nome dell'autore. Diciamo, nelle didascalie che ho scritto io, il nome dell'autore c'è, ma è quasi mai irrilevante. Ecco, un modo per, diciamo così, soft, gentle nagging, diciamo così, una strategia di questo genere potrebbe essere quella di continuare a conservare la dicitura dell'etichetta standard, però nel testo ragionato, io per esempio sono per le didascalie ragionate proprio per questo motivo, perché la descrizione o l'interpretazione, o quale che sia il commento breve si intende sull'opera, può orientare il modo di guardare l'opera, che è quello che interessa a me. Credo che in nessuna delle didascalie che io ho scritto, o che ho supervisionato o che ho curato, ci siano le solite storie su il pittore ha fatto questo, qui vedete la pennellata così e così, perché appunto questo genere di... No, ma lo dico non senza protervia, lo dico proprio descrittivamente, perché appunto ritengo che la questione del nome abbia una sua pertinenza, ma la questione che interessa a me, e dunque che propongo al pubblico, è vedere quello che ci sta nell'opera, chiunque l'abbia dipinta. Questo non significa che non mi interessa quando è stata dipinta, in quale contesto, eccetera. No, quello che mi interessa è che quello che non mi interessa, che mi interessa poco rispetto a questo punto di vista, se facessi il biografo naturalmente sarebbe un altro paio di maniche, e che quello si chiami così e così, che ci abbia quel tipo di profilo biografico, che ci abbia quel tipo di connotazione. Questo. Però ci sono modi più radicali. Nella stessa città, appunto a Roma, se vai alla Galleria invece Nazionale d'Arte Moderna, antica, che raccoglie le opere dell'Ottocento, soprattutto dei primi del Novecento, la scelta dell'attuale direttrice è stata quella appunto di esporre le opere senza cartellini, senza didascalie, peraltro confondendo molto le categorie tradizionali, quindi mettendo insieme opere di periodi diversi, di scuole diverse, di tendenze diverse, costruiti per assonanze che sono formali talvolta, contrasti che riguardano gli aspetti anche dimensionali, insomma, cioè dando completamente creando presuntivamente le condizioni in cui lo spettatore, non sapendo nulla, quando non sa nulla naturalmente, si deve costruire da solo il proprio percorso, diciamo, il proprio orientamento, e collegare le opere, perché chiaramente la reazione normale in un museo è cogliere le associazioni fra gli oggetti, no? È chiaro che quando due oggetti stanno a 1 metro di distanza parlano in un certo modo, se stanno a 5 centimetri di distanza parlano in un altro. Quindi ovviamente si può indurre un atteggiamento, diciamo così, anche negativamente, partendo da un presupposto ideologico che però appunto va a qualche misura scoperto come tale. Insomma. Bon. Soddisfatti? Stanchi? O rimborsati? Io invece no. No. Non tanto, cioè nel senso moltissimo, ma ancora. E quindi... Posso stare qua anche altre 2 settimane. Perfetto, quello che volevamo. No, tornando alla questione della dissociazione che mi interessa molto. Quindi soprattutto no, all'estremo, cioè l'estrema ratio crociata, no? Fare, pensare. Sebbene io sia totalmente contraria naturalmente a questo tipo di considerazione, cioè proprio mi posiziono ideologicamente,
Mi viene però in mente che l'unico, cioè uno dei pochi atti, perché abbiamo visto no, il disegno potrebbe essere una forma di opera singola, uno degli altri pochi atti in cui creiamo un'opera singola, o meglio, non un'opera, insomma, operiamo singolarmente creando immagini, è proprio l'immaginazione. Assolutamente sì. Ecco, allora cosa possiamo, questo aspetto mi suona difficile da sistemare rispetto alla volontà di invece, capisci? Di No, assolutamente. ricongiungere. Peraltro quando io parlo di dissociazione non è che con ciò condanni diciamo, uno dei due elementi dissociati ad uno status di inferiorità appunto ontologica o di dignità, tantomeno epistemologica. Anzi, personalmente, visto che appunto, anche perché se no avrei fatto il pittore, invece ho fatto lo storico dell'arte perché ritengo che sia intellettualmente superiore come attività, però diciamo è una mia posizione personale, diciamo, no? E naturalmente non è che la vorrei per forza esportare. Quindi ritengo che ci siano attività intellettualmente superiori, infatti i miei colleghi spesso me lo rimproverano, già dai tempi dei banchi dell'università, no? Dicevano, beh, te sei troppo filosofo per fare lo storico dell'arte, mentre i filosofi mi dicevano, te sei troppo storico dell'arte per fare il filosofo, quindi è un po' un problema. Comunque, fatto sta che la dissociazione appunto intanto non comporta appunto la mortificazione del momento ideativo, anzi, il contrario. Semmai appunto c'è da capire quanto rispetto agli interessi della storia dell'arte il momento immaginativo possa essere effettivamente considerato in questa forma staccata, per così dire, se non gli si fa un torto. Poi è chiaro che l'immaginazione ha la sua, però è ambito che gli storici dell'arte possono e dovrebbero anche attraversare, ma che riguarda appunto per esempio una fenomenologia dell'immaginazione. Ci sono tanti, per esempio in estetica c'è una corrente che ormai si occupa da tempo di problemi, vanno e vengono queste mode, però insomma oggi si discute molto di creatività, di modelli di creatività, eccetera. Anzi proprio questa problematica della swarm intelligence, dell'intelligenza di sciame, è interessante proprio perché appunto ha messo insieme un'osservazione che si fa in ambito biologico con delle applicazioni che per esempio riguardano per esempio la robotica o l'intelligenza artificiale applicata, appunto, perché ecco, in questo senso c'è un percorso che va nell'altra direzione, la smaterializzazione di certi processi consente dei vantaggi da un certo punto di vista, perché si possono riapplicare in altri domini, quindi il problema dell'immaginazione resta. Diciamo così, il punto di contatto, per come l'ho messa io, probabilmente sembra che io sia più interessato, appunto, siccome ho detto che non mi interessa il nome e il cognome dell'autore, sembra che io sia totalmente disinteressato, e ho detto che Paolo Veronese può stare contemporaneamente al Louvre e qui dietro l'angolo, a San Giorgio, e allora io sono, diciamo, da questo punto di vista difensore di identità formale, dunque appunto le due cose sono identiche. Fino a un certo punto, naturalmente. Questo non significa che dobbiamo tagliare fuori il momento genetico, come ho detto prima, no? Faccio un esempio un po' radicale, mi è capitato di farlo altre volte. Se per esempio, appunto, abbiamo visto la Pietà di Michelangelo, la Pietà di Michelangelo ha delle proprietà estetiche. Le proprietà estetiche, come abbiamo detto, insomma, se non ci ritorniamo su, non sono le proprietà fisiche. Per esempio la Pietà di Michelangelo pesa 30 tonnellate, no? 20 tonnellate, non lo so, insomma, quanto pesi. È una proprietà estetica questa? È una proprietà fisica, ma diciamo rende l'opera più interessante, più bella, più no. Quindi è una proprietà fisica. La proprietà estetica è che per esempio è, come abbiamo detto prima, commovente, oppure è abbacinante per la sua bravura tecnica. Questa cosa dipende dal fatto, non è che Michelangelo siccome si chiama Buonarroti, oppure è un genio, perché ne sappiamo noi, cioè i processi mentali di Michelangelo si possono considerare come geniali, allora noi vediamo il genio nell'opera. No, perché anche se fosse un'opera anonima, e ce ne sono, badate bene. Qui i cavalli di San Marco chi l'ha fatti? Non sappiamo manco se sono bizantini, romani, eccetera, non sappiamo niente dei cavalli di San Marco, però questo ci impedisce di considerarli dei capolavori straordinari, di gran lunga superiori a tanti altri che pure hanno nomi, cognomi, pedigree e tutto il resto? No, evidentemente no. Quindi il problema è che appunto i cavalli di San Marco si possono apprezzare anche se non sappiamo chi l'ha fatti.
in ossequio alla verità storica sarebbe meglio saperlo, perché il punto è, da quella prospettiva, più ne sappiamo e meglio è. Anche se fossero quanti capelli c'aveva in testa l'autore, va bene. Però questo vuol dire che le proprietà estetiche, che fanno sì che estetiche storiche, non estetiche non significa soltanto che si guardano con gli occhi, ben inteso, perché quando io parlo di estetica parlo di un inviluppo che riguarda anche molto la dimensione cognitiva, è il motivo per cui appunto se non metto le didascalie certe cose non si vedono. Insomma. Cioè lo spettatore per apprezzare le proprietà estetiche deve avere una quantità di conoscenze, quindi non è soltanto un fatto di puro visibilismo, ben inteso, che se guarda solo con gli occhi, anche l'indotto, se no pure un cane apprezzerebbe le stesse qualità. Quindi queste proprietà estetiche risiedono nell'oggetto, indubbiamente. Questo significa che se per esempio un fulmine cade sulle cave di Carrara e per un qualche tipo di congiuntura fisica imprevedibile viene fuori la Pietà di Michelangelo, identica, proprio esattamente così com'è, posso dire, oppure un'altra scultura, magari che non è esattamente la Pietà di Michelangelo, ma può essere ascritta al corpus l'insieme michelangiolesco, la posso considerare un'opera alla stessa stregua? Allora, da un certo punto di vista no, perché se assumiamo che l'opera è un artefatto, la scultura creata dal fulmine è un oggetto naturale. Sarà un mirabilium, però è un oggetto naturale. Dunque, intanto, non è un'opera umana. E questo cambia la mia prospettiva, perché l'apprezzamento estetico implica una dimensione, questa sì, collettiva, di simpatia. Le opere umane mi interessano perché direbbe Terenzio homo sum, e quindi è chiaro che se un'opera è umana mi interessa perché è umana, se un'opera è naturale mi interessa perché è naturale. Per di più c'è un fatto, e questo ricollega al discorso ricuce la dimensione della dissociazione, che io quando apprezzo un'opera umana non posso totalmente ignorare, per il fatto stesso che la sto apprezzando in quanto è un artefatto, non posso totalmente trascurare quello che appunto, per dirla in un'unica parola un po' tecnica che riassume tutta quanta la questione, la storia di produzione, come si dice. Secondo me la storia di produzione non è una buona espressione, è meglio heuristic path, il sentiero euristico, cioè il tipo di immaginazione che sta dietro. Quando io dico che un'opera è geniale, e lo posso dire effettivamente, lo dico soltanto perché so che c'è un'entità, che è un uomo, che può avere idee geniali. Naturalmente, se io conoscessi soltanto opere create dai fulmini, non potrei dire che è un'opera geniale. Anzi, dovrei ricorrere, e succede, molti biologi lo fanno, per spiegare i fenomeni naturali, ricorrono a quella categoria molto controversa dal punto di vista della storia evolutiva, dell'evoluzionismo, dibattito sull'evoluzionismo, che è il problema dell'intelligent design, no? Che divide i creazionisti dai non creazionisti. Però il problema è che la categoria dell'intelligent design a noi serve tantissimo. L'intentional stance, il design stance. Quando noi vediamo un oggetto, la prima cosa che facciamo è cerchiamo di capire chi l'ha fatto perché. Non chi, Tizio, Caio, tu o tu, non importa quello, mi importa che però è stato fatto con un progetto intelligente e che peraltro, e questa è un'altra categoria che ridonda in termini di apprezzamento, dunque riduce la distanza fra ideazione ed esecuzione, ancora di più, ed è un tema che appunto proprio la cultura figurativa cinquecentesca ha elaborato, sia pure problematicamente, e che la bravura tecnica appunto è propriamente questo elemento qua, che si può apprezzare soltanto se io ho fatto già delle inferenze a proposito del carattere artefattuale dell'oggetto in questione, ed è quello che distingue appunto il bello naturale dal bello artificiale, per così dire, no? Perché è chiaro che se io so che quella cosa è stata fatta dall'uomo con un certo tipo di intento, con un certo tipo di mobilitazione anche, diciamo così, ideale, è chiaro che quell'oggetto mi parla diversamente. Quindi io non posso rinunciare alla dimensione ideativa, anche alla dimensione delle idee che stanno dietro, anzi le devo includere, pena, diciamo così, appunto, il categoric mistake, faccio un errore categoriale. Il fatto che io la debba includere non significa che mi interessa in quale cervello si è materializzato. Se nel cervello di Leonardo nel 1516 oppure nel cervello di Francesco Melzi nel 1521.
Questo mi interessa di meno, non perché non sia una materia di indagine degna, ben inteso, perché non è sufficientemente rilevante, come la vedo io, rispetto a quell'interesse che sto coltivando in quel momento. Poi io appunto mi posso interessare di scienze naturali e di storia dell'arte e chiaramente assumo punti di vista diversi. La domenica faccio lo storico dell'arte, la domenica faccio lo scienziato naturale, il lunedì faccio lo storico dell'arte. Oppure, come mi capita effettivamente, quando vado al lavoro faccio lo storico dell'arte, quando torno a casa faccio il filosofo. Però appunto questo è un problema mio. L'importante è che tutte le cose sono degne e uguali, però appunto se ovviamente affronto la cosa in termini filosofici è chiaro che mi interessa di più la rilevanza filosofica e il problema della rilevanza è decisivo. Rispetto a certi problemi, quali quelli dell'autorialità o della collettività, eccetera, alcune cose sono più rilevanti di altre. Questo è il punto. Domande dell'ultima ora? No. Allora, benissimo. Neanche a casa? No. Perfetto, allora io vorrei ancora ringraziare tantissimo Michele per questo meraviglioso pomeriggio e do appuntamento a tutti voi il 2 dicembre con un seminario che sarà tenuto dalla professoressa Eva Strual dell'Università di Laval in Quebec, che appunto ci parlerà di Marco Boschini e le Accademie Veneziane nel Seicento. Purtroppo la nostra ospite non potrà essere presente fisicamente, quindi in questo caso avremo anche la professoressa Strual collegata, però insomma io vi aspetto tutti e ancora una volta grazie mille a Michele per questo meraviglioso seminario. Grazie a voi.